Eccoci quindi, benvenuti a questa diretta per il Rally del Veneto da Fabrizio Paganelli e da Pro Energy Motorsport, gli organizzatori ufficiali, e siamo in compagnia Ciao a tutti. dell'ultimo rampollo di una delle più famose famiglie rallistiche veronesi, ovvero Mattia Scandola, figlio di Riccardo e nipote di Umberto. Riccardo e Umberto hanno costruito quel clamoroso successo che fu la vittoria del campionato italiano assoluto, che Sì, penso abbia portato veramente tanto onore. sì, tanta felicità in famiglia sicuramente e soddisfazione, no? È stato un bel periodo, il periodo Skoda inizialmente, poi è diventato Hyundai, ora il periodo prosegue. Ho cominciato a correre anch'io negli ultimi anni, quest'anno sono impegnato nel campionato italiano, mio zio è il campionato invece terra, e per cui ci diamo da fare. Qui c'era mio papà fino alla seconda prova, dove purtroppo però per una noia meccanica ha dovuto dar forfait. Allora, mi sembra che il fattore comune, compreso da tutti, sentito da tutti, che io sento veramente molto forte, sia una incredibile passione per questo Rally del Veneto. Sì, beh, la parola rally in generale, poi quelli rally di Verona chiaramente hanno sempre un qualcosa in più per noi veronesi, dove siamo ricchi di passione in generale, poi nella nostra famiglia probabilmente in maniera particolare, e che possa chiamarsi Rally del Veneto, Rally Due Valli, piuttosto che Bardolino, Benacus o Valpolicella, è sempre bello respirare questi profumi e questa passione, per cui sono strade che hanno fatto la storia di tutto il panorama italiano realistico. Vederle intraprese da un rally storico dà un valore ancora superiore, sapendo che nel passato si sono corse tappe europee su queste prove speciali. Allora, parlando appunto di questa parola che è ricorrente, storico, spiegaci un po' che differenza c'è tra le macchine moderne in generale, perché Eh, lo possono capire un po' tutti, tra le macchine moderne e queste storiche che comunque sono ricchissime di fascino. Beh, hai detto la parola fascino e secondo me la differenza principale è quella. Qui c'è ancora il rumore, c'è la differenza di epoca da una macchina all'altra, cosa che nei rally moderni chiaramente quasi non c'è più. Ci sono tipologie di trazioni diverse, anteriore e posteriore. Ora ci sono i gruppi A, per cui anche i primi quattro rotametrici, ci sono potenze date da motori differenti, turbo, aspirati, è veramente un bel calderone il contesto del mondo dei rally storici, e questa cosa mi piace molto perché mette in luce sì le abilità di un pilota, ma anche le capacità al tempo di creare una vettura competitiva da parte dei team del tempo, quindi i vari, stiamo vedendo ora Mitsubishi, ci sono Lancia, ci sono Ford, BMW, per cui sicuramente molto molto ricco il parterre. Ecco, allora facendo sempre una cosa molto semplice e capibile per tutti, la grande differenza, l'approccio che c'è nel guidare una vettura moderna e una vettura storica, sempre con l'idea di andare Mm. forte. Questo mi piacerebbe saperlo, purtroppo non lo so ancora perché non ho mai guidato una storica, anche se mi piacerebbe e forse a breve c'è la possibilità, ma poi lo vedremo. Penso che qui tante volte sia più la passione a dominare prima che la prestazione, ed è una cosa bella che rende sano questo sport. Nei rally moderni chiaramente siamo tutti attaccati non più al secondo ma al decimo di secondo, e per cui passa un po' in secondo piano lo stile di guida, lo spettacolo che può dare un traverso, quello che noi chiamiamo traverso in gergo, e mentre qua vediamo ancora tanto divertimento, menti che non sono focalizzate al tempo ma tante volte allo spettacolo per il pubblico, e questo fa solo che bene al nostro sport. Allora, Partita la prova nel frattempo. ecco, intanto vediamo subito la Galant partire via, che è tracciato tra l'altro che richiede molta concentrazione perché è bellissimo, ma la strada non è Questa è una larghissima. prova classica del realismo veronese, la si è chiamata in tanti modi, ma di fatto questo è Rocca del Diavolo, versione della collina, molto pulita, un bel passaggio pulito. Ecco, questa è una guida da tempo, non è una guida da spettacolo, ma sono sicuro che con qualche M3 piuttosto che Sierra o qualche Escort vedremo qualche bella spazzolata. Ecco, quando si guida in questa maniera su un tracciato del genere, il pilota soprattutto cosa deve pensare? Prima di tutto ad avere tutto sotto controllo, ma non al 100%, altrimenti non si è abbastanza veloci. Quando si sa tenere l'auto in strada, a quel punto è tempo di pensare ad essere veloci.
E la velocità vuol dire mettere ogni ruota al posto giusto, sapere dove uscire dalla seta stradale per guadagnare qualche metro, qualche centimetro di strada, sapere invece dove cercare il pulito per migliorare la staccata, l'accelerazione e ottimizzare il tempo. Secondo me potrei scommettere che Danny Stezza ci darà spettacolo. Eccolo lì, bellissimo. Che rumore. Anche perché è una delle macchine Questa è bellissima. principe, secondo me io lo definisco il più grande attrezzo da traverso mai costruito. Uno dei più grandi sicuramente, poi tra l'altro la sa guidare bene e questo ce lo dimostra il fatto che è primo in classifica dopo la seconda prova. 3 decimi di vantaggio su Lovisetto, quindi veramente nulla, e ho solo 8 secondi su Visintrainer e chiude Costenaro quarto, quindi abbiamo un podio di BMW M3 al momento. Fatto ciò, in queste condizioni, con queste temperature, le gomme, quali brutti scherzi potrebbero giocare? Ma allora, c'è stata una scelta mista sulle prime due prove. Qualcuno ha usato, parlo per quanto riguarda Pirelli, dei pneumatici più duri, anzi medi come mescola, qualcuno invece più morbidi. Per verità i tempi si sono abbastanza equiparati, anzi è stata più veloce in termini di tempo la macchina di Lovisetto con una gomma più morbida. Detto questo, che spettacolo, attenzione, si stava girando ma è riuscito a tenerlo il Porsche di Pasetto, quindi non c'è bianco e quindi i pneumatici devono essere sicuramente in temperatura perché le prestazioni anche a livello dei rally storici è veramente alta da parte dei costruttori. E tra l'altro abbiamo visto già delle tipologie di vetture tecnicamente e immensamente diverse, Sì. 4 ruote motrici, un M3 che ha motore davanti e tira di dietro, Esatto. la Porsche che è tutto dietro. È tutta dietro, quindi... Questo dico che è bello. A me piace molto questo certo. puzzle di... Ecco, per esempio ora è partito qualcosa di molto più vicino al realismo moderno, che è questa Sierra Gruppo A, per cui 4x4, motore turbo, Cosworth, sicuramente tanta potenza, ma allo stesso tempo c'è da considerare il peso, che è un peso superiore rispetto a tutte le vetture viste finora, e una guida, lo vediamo qua, molto più pulita perché la macchina non ha... avendo molto più peso non può permettersi di essere troppo sporca, così si può dire. Oltre che a me veniva in mente un'altra cosa, vedendo la Sierra che è stata un po' assieme alla 131 la capostipite di quell'inversione di tendenza che sarebbe venuta dopo, delle macchine molto grosse sì. con ruote piccole. Poi è andata al contrario, negli ultimi anni sì. VRC e Kit e via qua, delle macchine molto piccole con delle ruote molto grosse. Sì, sono inversioni di tendenza alla quale tra l'altro saremo presto soggetti probabilmente, perché sembra che la FIA stia rivoluzionando il futuro del nostro sport. Ogni epoca ha avuto il proprio segmento. E questo rende bello e caratterizza molto gli elenchi scritti, per esempio, delle gare storiche, e qui lo vediamo molto bene. Secondo me dà anche tanto spettacolo perché poi si ha a che fare con vetture da tutti i giorni, come possono essere più moderne, piuttosto che altro bel passaggio molto pulito, lineare, piuttosto che vetture un po' più di dimensione maggiore rispetto a quelle più moderne quando erano i tempi dei gruppi A. Ecco, appunto, approfittiamo di questa inquadratura. Navigatore. Fondamentale. Perché è molto importante anche essere aiutati nella guida da una voce che ti orienta, da una voce che ti dà anche la cadenza e il ritmo di gara. Sì, è fondamentale. È un po'... Per comprendere la figura del navigatore bisognerebbe provare a bendarsi e avere qualcuno che impartisce lezioni di guida sostanzialmente. A quel punto si capisce l'importanza, perché quando si percorrono strade per lo più nuove si ha sempre a che fare con una strada quasi alla cieca, con qualcuno che deve saper indirizzare non solo con le parole giuste ma anche con i toni giusti, i movimenti e le gesta da porre. Bel passaggio anche di Costenaro, non si risparmia di certo su questa inversione. Fatto ciò, visto i passaggi con uno stile diverso a seconda anche delle caratteristiche della macchina, io vorrei una tua impressione anche sul fatto delle frenate. Qui è un contesto che onestamente non saprei giudicare, perché al tempo l'utilizzo sostanziale dei freni era completamente diverso da quello di oggi. Ne fa l'esempio l'utilizzo del piede sinistro sul freno, che
è sconsigliato per queste vetture perché non sono preparate a queste sollecitazioni, queste continue, come dire, continui Sì, impulsi. sì, Mentre le macchine più moderne nascono con questo intento, per cui grazie all'elettronica anche. beh, è questione anche di meccanica, perché si parla sempre di elettronica sulle macchine moderne, ma la verità è che è ancora tutto meccanico. Di elettronico c'è solo la parte centralinistica e non più nemmeno la parte di differenziali ciclistica. Quindi piano piano cominciamo ad entrare in un gruppo molto folto ed agguerrito, perché vedo che Sì. tutti sono Beh, è passato partiti. ora Lovisetto che è secondo assoluto, 3 decimi, si vedeva una macchina bellissima che ha un ottimo rumore, sicuramente un'ottima preparazione. Sono curioso di vedere i tempi che ancora non abbiamo, ma arriveranno a breve. Qui a me viene un po' da sorridere perché questa mattina tutti, siamo venuti per divertirci, invece vedi delle facce molto concentrate, tutti che partono testa bassa e il Bisogna. motore che canta, significa che non stanno Assolutamente, andando a no, spasso. no, assolutamente. Qui si dice che si va a divertirsi e a far divertire, poi casco allacciato e si È chiude giusto. tutto, È non ce n'è giusto. non ce n'è da discutere così. E se c'è qualche ritardo va recuperato e qualche imperfezione di guida anche, per cui è come una gara, è una gara vera, non è come, è proprio una gara vera. Molto pulito questo Porsche di controllo, questo qua è probabilmente Voltolini. Che poi è una macchina che ha dato grandi soddisfazioni, ma che da guidare, ragazzi, è Me l'hanno sempre detto, sì. Ho degli amici che hanno avuto modo di provare più di una volta i vari Porsche dell'epoca e hanno sempre raccontato la difficoltà. Nonostante siano dell'epoca, dicono che le preparazioni di oggi le rendono un pochino più maneggevoli, però immagino che a quando il livello di motore pesi, così, sì, no. così decentrato rispetto al baricentro della vettura è Assolutamente. veramente. E poi vediamo queste piccole, tutti oppure molti piloti che magari hanno guidato diverse tipologie si stanno appassionando alle vetture piccole molto Sì, maneggevoli, ci sono anche tanti. se non estremamente performanti. Beh, però c'è un bel esempio secondo me da portare che è il trofeo 112 che tutti gli anni ancora continua a fare un pienone di iscritti con 15 macchine a gara, per cui questo dimostra che è bello tenere viva la passione di quell'epoca, di quelle macchine che certo prestazionalmente parlando sono più contenute, però la verità è che poi bisogna avere il piede perché altrimenti essendo tanti sulla stessa vettura ci si troverebbe a scontrarsi tra virgolette. E per cui anche lì vengono fuori sempre delle belle battaglie. Quindi questo ci ricorda che un certo Attilio Bettega con una vettura piccola Eh, scardinò sì. incredibilmente Turini. Lì sono stati in tanti, diciamo che i più grandi nomi che conosciamo al tempo sono tutti stati notati sulle vetture piccole. Anche oggi funziona così, però secondo me è un po' diverso. Ecco, poi il salto quando si passa da una vettura d'approccio ad una vettura estremamente competitiva, cosa succede? Cambia completamente lo stile, cambia completamente la fiducia che si deve avere perché si crede di essere veloce fin da subito finché non si ha un riscontro cronometrico e dimostra di non esserlo. Questa è la verità perché ci sono mentalità diverse con la quale percorrere le stesse strade da una vettura più piccola a una vettura più grossa, diciamo così. Per cui è questione di stare in macchina, fare chilometri e soprattutto continuare a farli. L'unico modo, io parlo sempre per quanto riguarda l'epoca moderna, ma credo che non fosse diverso nemmeno al tempo. E quindi anche lì ridiventa ancora più importante l'affiatamento e la confidenza con il Sì, navigatore. navigatore e squadra, che non è da meno, perché è un puzzle e il puzzle deve essere completo in tutti i propri tasselli e per cui si parte dalla vettura che deve essere performante, la squadra, il navigatore, i pneumatici che sono sempre alla base perché dimostrano fiducia, è l'unica cosa che tocca a terra naturalmente, per cui si deve avere sempre tutto in quadro. Attenzione che si stava quasi per girare Gianfranco Panato. No, aspetta. Fatto Sì, ciò, se noi pensiamo anche alla cronologia di queste prove, cioè 3 prove da ripetere 2 volte, nel caso nella prima prova comprendi di aver fatto qualche errore, nella seconda cosa cerchi di fare? reset. Bisogna essere in grado di resettare, di ripercorrere gli errori
per concentrarsi ed evitarli, e soprattutto individuare se sono errori di guida o di messa a punto, perché se la messa a punto si può toccare, la guida chiaramente ci vuole più tempo per arrivare a sistemarla. Nel frattempo Tezza rifila 22 secondi e mezzo a Franchini, quindi abbiamo ancora Wow. l'M3 che batte la Galant per questo momento. Ora vediamo man mano che arrivano tutti i tempi di aggiornare. Anche perché sembra quasi un controsenso, la quattro ruote Eh, motrici richiede una decisione non sì, indifferente per poterla lanciare. quello soprattutto poi a livello di pesi, i pesi fanno tanto la differenza, e non ne ho certezza, ma sono abbastanza convinto che sia molto più pesante la Mitsubishi. Sono due epoche vicine a livello di gruppo, a livello di categoria, perché sono entrambe gruppo A, però queste trazioni 4VD del tempo sicuramente avevano un peso materiale diverso dai due ruote, per cui non a caso sull'asfalto c'è sempre stata una gran battaglia. Per verità anche sulla terra, perché ancora con i gruppi B la 037 è riuscita a stare davanti all'Audi, e ne abbiamo avuto testimone un bel film che è uscito proprio quest'anno, Molto bello. improntato su Cesare Fiorio. Fatto ciò, facciamo anche un'altra ipotesi. Uno, mi accorgo che sono io pilota che non sto reggendo Che rumore, che spettacolo. massimo, e due, a sorpresa, la mia vettura non va come dovrebbe o non mi dà quella giusta sensazione che deve. Allora, l'onestà impone di dire che quando la situazione è così complicata la colpa è sempre della vettura, perché l'autocritica è sempre più difficile E da perché non può ammettere. risponderti? E bravo, c'è anche quello. Detto questo, prima o dopo ci vuole due prove, ci vuole una gara, magari due gare, ma la vettura a un certo punto deve pure andare bene. E se però i tempi ancora non vengono, a quel punto tocca fare un bagno di umiltà e capire che non si aveva proprio il giusto approccio probabilmente, o è necessario creare degli spunti migliorativi. E fatto ciò, nel caso tu magari non ti accorga di fare qualche piccolo errore, qualche sbavatura, senti il navigatore che ti frusta? Certo, questo i navigatori professionisti questo lo sanno fare, altro bel passaggio. I navigatori professionisti lo sanno fare e sono professionisti proprio perché lo fanno. Detto questo, poi c'è la possibilità di avere sempre la telemetria nei rally moderni, che è mezzo. Questo è uno Eccola, spettacolo, questa va eccola. ascoltata. Io tra l'altro ho 037. avuto la fortuna, andando alla Vernasca Silverfrad, di avere un ospite quasi inatteso che è arrivato con un'umiltà incredibile, l'ingegner Sergio Limone, che è arrivato Uno a con lo caso. zainetto e i panini, mi ha detto: ma posso entrare? Che E io ho spettacolo. detto: guardi, se vuole mi inginocchio. Sì, a lei. E questo è il carro armato, che lui lo chiama così perché ha una sospensione a parallelogrammi indipendenti, che sono con la geometria che tengono sempre diritte le ruote di trazione, onde per cui nell'81 sono riusciti Sì, non è a stato un caso. a vincere, Sì, a vincere il avevano. mondiale marche contro delle macchine che teoricamente non ci sarebbe Certo, dovuta essere storia. assolutamente. Probabilmente anche a livello pratico, ma diciamo che forse non lo sapevano e quindi ci hanno provato lo stesso. Poi Mettiamola così. e poi avevano Però, il che bel numero in capitano, Snichelotto. avevano il capitano vincitore di 1000 Eh, battaglie, un Cesare Fiore che era avevano. al massimo della forma. Assolutamente, avevano un personaggio, perché secondo me va definito così, che ha fatto la storia del motorsport, ma non solo nei rally, non solo nella pista in Formula 1, ma negli offshore, nei prototipi salita che al tempo erano ancora. Sì, Mida, tutto quello che quello toccava. bravissimo, è vero, è vero. E ancora oggi ha la famiglia che porta avanti la passione. Sono molto amico della famiglia di Alex, figlio di Maria Paola, e sono molto in contatto con loro e spesso vado a correre da loro, per cui mi hanno ben voluto tante volte. Perché Alex nei momenti di massimo fulgore di tuo zio Umberto era il suo tutor. Sì, assolutamente, c'è sempre stato, qualche volta è anche con me, non sempre perché sai poi gli impegni non è mai facile, però mi segue molto e mi dà sicuramente tante dritte importanti. Mi permetto di fare un cenno, nel frattempo abbiamo i primi. Che passaggio Menegolli, dove mette le ruote, numero 1. Wow, wow. Tezza comunque al momento ha vinto la prova rispetto a Costenaro di 4 secondi e 9, Patuzzo accusa 7 di ritardo, Wisintainer 7,3, Lovisetto 2 secondi e 3, per cui fa il secondo tempo. Tezza quindi estende la propria leadership di un totale di 2 secondi e 6 ora. Quindi Wisintainer, che sappiamo molto, molto spettacolare, ha ridotto molto il distacco, vuol dire che ha scelto di essere un È po' più meno conservativo. spettacolare ma un po' più efficace. Sì, probabilmente sì.
questa è la chiave per poi essere veloci e quindi bisogna scegliere a un certo punto un altro Dalla, mezzo. dalla tua esperienza, con questa temperatura strana per l'asfalto, che non è né lui né lei, né un Mm, caldo dove le gomme potrebbero essere sì. estremamente performanti, né un freddo dove si potrebbe accusare qualche perdita di trazione. Uno come si deve regolare? Lì è importante avere delle direttive dal produttore di pneumatici. Pirelli informa sempre i propri clienti sulle condizioni adatte in cui utilizzare il pneumatico, per cui c'è un range di utilizzo di temperatura e va tendenzialmente rispettato. Oltre alla temperatura è sempre importante controllare anche la durata, non è il contesto adatto perché qui le prove sono abbastanza contenute in termini di chilometraggio, però è giusto ragionare anche su quello. E le pressioni da utilizzare, in base alla temperatura, all'altitudine, l'umidità presente, le pressioni fanno la differenza e non lasciano nulla a caso i preparatori ufficiali. Ecco, poi abbiamo visto tra l'altro salendo qui con Vittorio Policante che ci sono degli strappetti anche abbastanza impegnativi. Sì, Lì è meglio usare una marcia corta che ti spara, che però poi andrebbe a fare difficile l'entrata nella curva successiva, o cercare di fluidificare il tutto per eh, tenere comunque una media magari bassa come punto di velocità ma alta come percorrenza. onestamente questa è una cosa che non saprei giudicare. Primo perché questo tipo di gare, come dicevamo prima, c'è una quantità di vetture così diverse tra loro che ognuna va guidata a proprio modo e va scoperta o conosciuta bene, perché altrimenti non si sa come interpretare ogni situazione. Per quanto riguarda le gare con le vetture più moderne, anche lì ogni vettura ha le proprie caratteristiche, i propri rapportaggi di cambio, rapportature e vanno imparate. È un po' difficile saper affrontare così sulla carta ogni situazione. L'importante è sempre non esagerare perché soprattutto se non si ha in mano al 100% la vettura, la scelta di essere più conservativi permette di acquisire più fiducia. Quindi tu mi stai dicendo comunque che serve una elevatissima reattività da parte Questo, dell'equipaggio. questo sicuramente. Con le vetture moderne sicuramente, con le vetture storiche penso ancora di più, perché la ciclistica del tempo non è la ciclistica di oggi, pur sempre buona, ma chiaramente non è la stessa cosa, per cui si può essere soggetti a cambi di direzione oppure situazioni non programmate, sbandamenti piuttosto che altri contesti in cui bisogna essere repentini, altrimenti l'inerzia che ci si porta potrebbe averla meglio rispetto alle abilità del pilota se non si è sufficientemente preparati e veloci. Lo diciamo per scaramanzia, facendo appunto scaramanzia e sperando che rimanga così. Dovesse piovere? Non piove, no scherzo, no, non credo che possa piovere, questo, un cielo così l'abbiamo visto tante volte in questo periodo sulle nostre montagne e ha sempre retto. Detto questo, dovesse piovere, pneumatici da bagnato in primis, se non ci potesse essere l'eventuale possibilità di sostituirli, c'è da divertirsi, ma non troppo perché poi ora stiamo vedendo un pezzo di prova in salita ma poi c'è tutta una parte in discesa che è veramente tosta, ripida e c'è un sottobosco che difficilmente si asciuga bene anche nei periodi più caldi, per cui trova sempre modo di avere muschio, foglie, sicuramente scivoloso, possiamo dire così. E Il poi, bagnato è chiaramente sinonimo di poca aderenza. e poi all'ombra, dove Eh sì, nonostante tutto non si non asciuga. asciuga. Quindi vediamo comunque che i nostri piloti si stanno prendendo molta confidenza e alcuni di loro stanno facendo dei passaggi veramente molto belli. Queste riprese Assolutamente. dall'alto sono meravigliose Sì, perché ci danno l'idea di vedere la traiettoria, di vedere la condizione della strada. assolutamente. Fatto ciò, indipendentemente dalla bravura del navigatore, quando io arrivo forte in una curva cieca, Se arrivo forte in una curva cieca, che passaggio, che qua è una bella Alfa GTV. Se arrivo forte in una curva, devo sapere cosa sto andando a fare, per cui so già, il navigatore mi ha già dato le giuste indicazioni.
Se arrivo troppo forte, probabilmente ho commesso un errore di valutazione durante le ricognizioni, di valutazione in gara, potrei aver ascoltato male la nota, potrebbe anche eventualmente il navigatore avermela erroneamente scambiata con un'altra curva. È successo in passato, una cosa che può succedere sempre. Chiaramente sia in due in macchina, e gli errori come le bravure arrivano da entrambe le parti, questo è normale. Arrivo troppo forte, comincio a sperare. E invece un'altra cosa che può succedere anche mentalmente nel corso di una manifestazione del genere, pensi di essere andato molto forte o comunque bene, poi arrivi e non è così. Sì, mi è successo tante volte. Lì è l'esperienza. L'esperienza permette di capire veramente quando si è veloci piuttosto che quando invece non lo si ha. E ci sono dei momenti in cui ci si crede campioni, tra virgolette, perché la sensazione è quella di aver fatto un ottimo tempo, aver guidato bene, con aggressività, però a comandare rimane sempre il cronometro. E soltanto con l'esperienza si può arrivare a capire quando veramente si è veloci, quando invece si sta soltanto guidando anche male, perché a volte guidare male permette di sentirsi veloci, ma non lo si è. E il contrario, invece, quando pensavi di non aver fatto del tuo meglio, invece il tempo ti dà ragione. Ecco, non mi è ancora successo, però no, mi è successo un paio di volte, però in quel caso vuol dire che si è guidato bene. Guidare bene, parlo sempre nel contesto di vetture moderne, specialmente su asfalto, vuol dire non aver commesso sbavature. E di conseguenza si ha una guida più lineare, pulita, che apparentemente sembra non dare neanche soddisfazione, invece è molto redditizia. Perché non è vistosa, ma è molto redditizia a livello di Esatto, tempo e quindi è chiaro che poi tutto fa per il risultato. esatto, esatto. Fatto ciò, quando invece trovi la brutta sorpresa che a un certo punto ti senti di andare molto bene e la macchina dice di no, Sì, quello è brutto. Quello è brutto perché casca un po' tutto, soprattutto magari se sei in testa alla gara. Niente, in quei casi lì si dice santo cielo. santo cielo. E allora facciamo anche un'altra ipotesi prettamente da gara. Ti trovi a battagliare a decimi, ai ferri corti, a coltello tra i denti con un altro avversario, però sei convinto di potercela fare. Ce la fai, se sei convinto ce la fai. La testa permette tanto. Che passaggio anche qua a Bombieri con l'M3, bellissimo. La convinzione riduce il distacco e permette di essere più veloci perché si ha più fiducia in ciò che si fa, su quello che il navigatore ti dice, su quello che la macchina ti trasmette, e tutto questo si racchiude in un tempo migliore. Direi che quando si ha la convinzione di ciò che si sta facendo, ma secondo me è così sul lavoro, sulle corse, su tante cose, i risultati possono solo che essere positivi. Allora andiamo a articolare il terzo argomento di queste convinzioni, di andare forte, la macchina convinta. Emozioni che tu dai al team e che emozioni ti dà il team? Devono essere, per la prestazione in sé, devono essere quanto più oggettive possibili, per cui si tratta di sensazioni di guida, sensazioni di il feeling con il setup, con la vettura, con le gomme, e devono essere veramente razionali. Il team allo stesso tempo può a sua volta trasmettere ciò che la telemetria consente di visionare, ed è ancora più oggettivo di quanto un pilota possa percepire. Non è detto che sia sempre corretto neanche la telemetria, perché poi bisogna guidarla la vettura, non è semplicemente questione di dati. Ci vuole sempre sincerità e intesa. Quando una delle due vengono a mancare, purtroppo poi si fa fatica, perché non si ha più stimolo magari e fiducia in l'altro. Poi c'è anche un altro argomento di cui parlavamo questa mattina, sempre accampando come scusa le macchine d'epoca. Ah, i campioni di una volta, ah, i campioni di una volta, ah, i piloti di oggi, ah. Secondo me comunque andare forte è un'arte comunque, a Sì, tutte le maniere. assolutamente. Lo si vede, nel senso, da che mondo è mondo ci sono i fenomeni che non sono i buoni piloti, sono proprio i campioni. Secondo me lo si vede nel panorama internazionale.
Ci sono i buoni piloti, ci sono i campioni, ci sono i piloti medi, c'è un po' di tutto, c'era una volta, c'è anche oggi. Ricordando i tempi passati si possono fare elenchi di nomi infiniti, però è vero anche che analizziamo un periodo di tempo molto lungo, di conseguenza è stato possibile costruire più campioni. Oggi abbiamo i campioni di oggi, non sono meno, sono semplicemente dell'epoca corrente. Per cui ieri inteso 30 anni fa avevamo un contesto diverso con altri piloti, altre tipologie di macchine di guida. Oggi funziona diversamente e secondo me siamo anche in un momento veramente positivo per la nostra disciplina, perché a livello di panorama realistico internazionale, mondiale, europeo, ma anche nazionale, abbiamo una mediaticità importante che può sicuramente essere sfruttata ancora in maniera migliore, però il livello è veramente alto. E poi un'altra parafrasi comparativa, un pilota di qualche tempo fa su una macchina moderna e un pilota moderno su una macchina di qualche tempo fa, parliamo sempre a Sì. alto livello ipotetico per toglierci Sì. questa soddisfazione. Allora io ti dico che alla Fiorio Cup, ne parlavamo prima, questo evento che fa la famiglia Fiorio nella loro masseria, si corre la gara intera con vetture di classe Rally 2, quindi moderne, nella quale si scontrano piloti più recenti, o perlomeno attuali, se vogliamo così dire, per cui lo scorso anno c'era Andrea Crugnola, c'ero anch'io per verità, insieme al contrapporsi di generazioni passate quali Aghini, Henning Solberg, che certo è più vicino, però parliamo già di 15 anni fa, 10 anni fa, c'era Toivonen. Per cui lì si vede subito che sulle vetture moderne chiaramente ci va un'altra ottica, ma ciò non vuol dire che i piloti del tempo debbano essere per forza lenti. Aghini è molto veloce sulle Rally 2 di oggi, per esempio. E allo stesso tempo c'era una prova da disputare con la Delta Gruppo A, e io ero veramente impacciato. Mi sarebbe piaciuto imparare perché dà delle emozioni incredibili, c'è un motore potentissimo, però è difficile, è molto difficile la guida, perché oggi siamo abituati a macchine con prestazioni superiori che trasmettono quindi una facilità in più di guida. Andare forte non vuol dire che è facile, andare forte è un altro lavoro, però chiaramente sono cambiate le epoche e anche tipologie di vetture. È bello perché confrontare così le epoche, le generazioni con vetture adatte o a un'epoca o all'altra, si è quasi girato nel frattempo, permette di capire quanto sia difficile oggi per i piloti di ieri e quanto possa veramente essere difficile per i piloti di oggi le vetture di ieri. È un po' uno scioglilingua, ma è così. È un po' un arzigogolo. Sì. Vedo tra l'altro che qualcuno comincia un pochino ad andare oltre È giusto provarci, il passaggio della collina vale l'intera gara, c'è tanto pubblico, tanti amici, e poi dai, una soddisfazione sempre. La collina è, sai, ogni gara ha dei punti fulcro, non so, il Dosso di Montelerno per la Sardegna, piuttosto che le Pertiche questo weekend per il 1000 miglia, il Ghimbegna per Sanremo. A Verona c'è la collina. C'è la collina, è uno dei punti fulcro della gara, che è assolutamente, ogni qualvolta si riesce a costruire una manifestazione che transita di qui, porta tanta gioia a tanti appassionati. Facciamo un'altra ipotesi. Vediamo tra l'altro che le vetture piccole si destreggiano bene perché chiaramente leggere, corte, sono molto molto maneggevoli. Facciamo anche un'altra ipotesi. Mi devo preparare per una gara che so corta e ritmatissima e mi devo preparare per una gara che so molto più lunga che devo gestire con... Non esistono più le gare lunghe e non lo so, oggi le gare sono corte, purtroppo quasi mai si superano i 110-120 km e questo permette di ragionare solo a breve termine. Ogni prova è da assoluta, ogni prova va combattuta al 100%, non c'è modo di costruire una gara sul lungo termine perché i chilometraggi sono contenuti, le prove speciali sono di breve durata generalmente, poi certo le eccezioni ci sono sempre, ma il chilometraggio manca
e di conseguenza si ragiona sempre in breve termine. Mi auguro un giorno di poter ragionare sui 300 km di una gara mondiale, per esempio, dove bisogna saper attaccare, ma bisogna saper anche tante volte risparmiarsi, e abbiamo un ottimo esempio di 10 giorni fa, anzi una settimana fa, l'Acropoli, una gara sempre stata dura per le vetture, ancora oggi lo è. Quindi piano piano ci stiamo anche avvicinando un po' al Giro di Boa, sulla circa vicino alla 50ª vettura. Ora abbiamo il precedente, attenzione certo, cominciamo a vedere l'impegno un po' di tutti, che cominciano a capire che un po' la difficoltà di questa zona è abbastanza impegnativa. Sì, assolutamente. Anche se molto belle e soprattutto di grande soddisfazione. Sono strade tecniche. Per raggiungere la collina mezz'ora fa sono salito da Castelvero, che era prova quest'anno con i Due Valli, che lo è stato 1000 altre volte e lo sarà sicuramente. Ogni strada di queste vallate racconta storia, non a caso, perché si tratta di strade tecniche, difficili e non scontate. Non è di certo un caso se in passato è passato il campionato europeo e tuttora abbiamo il campionato italiano che transita da qui. Allora abbiamo visto impegnato il nostro presidentissimo dell'ACI, assolutamente, che da tanto tempo che conosco è l'uomo che in questo ultimo decennio ha riportato veramente molto in auge il motorismo veronese. Sì, io chiaramente l'ho vissuto più che percepirlo, perché non so prima com'era, però ricordo bene il ritorno, passare dal CRZ, anzi prima era Ronda del Due Valli, al CRZ, di conseguenza poi al TRA, che era il trofeo rally asfalto, per poi approdare nuovamente nel campionato italiano con appunto il Due Valli. Sono nate poi tante gare nel frattempo, tra cui anche il Veneto, che aveva una storia tutta sua, ma che passaggio! Per lanciare così un Porsche bisogna averlo in mano, Deduco che ci sia veramente della maestria in questo gesto. Sì, anche perché a questo sbilanciamento io ce l'ho come vettura, ecco, a divertimento, è veramente qualcosa. Con questo motore tutto dietro è tutta sua, è tutta una filosofia sua, ma i grandi campioni sono riusciti a fare delle cose veramente, perché già pensare a vincere un Monte Carlo sulla neve con una macchina del genere, cioè, non ci si può pensare, perché non è pensabile, eppure l'hanno fatto. Esattamente. E era Benguet, non sbaglio? Era Benguet che ha vinto quell'anno. Anche Valdegard. Anche Valdegard. Fatto ciò, queste vetture di mezza stazza, né piccole né grandi, sicuramente divertenti, né con un motore troppo potente, ma nemmeno lentissimo. Però vedi, la filosofia al tempo era più aperta di oggi, avevano secondo me una mentalità nei regolamenti molto più aperta, perché se non c'erano i cavalli ci si gestiva in un'altra maniera. C'erano per esempio le dimensioni dei pneumatici era ridotta, di conseguenza ci si divertiva lo stesso, e questa cosa secondo me portava molto più vicinanza tra il pubblico e il rallismo. Adesso stiamo vedendo un Cadet, ma secondo me l'emblema è l'Ascona, per esempio, quindi che monta un pneumatico da 13 se non sbaglio addirittura, su una vettura lunghissima con una deriva incredibile, esatto, però fa dei numeri incredibili, e vedo tanti amici che l'hanno utilizzata e hanno sempre fatto dei gran numeri. Certo, quindi allora forse era più improntato al divertimento, e poi diversamente da oggi si adattavano le vetture che c'erano a correre. Adesso invece vengono progettate nello specifico con dei livelli di tecnologia altissimo. Sì, assolutamente. Una volta c'era la possibilità di crearsela la vettura. Mio nonno con la sua Fulvia 1300, il fanalino, andava a lavorare, poi però ci montava i pneumatici adatti e vari roll bar, eccetera, quello che era necessario, e andava a correre. Così ha cominciato, e come lui sono sicuro che tanti altri hanno cominciato così. Lo stesso Biasion ce lo dimostra con il Cadet, è cresciuto, è nato lì, per cui insomma veramente prima ci sarebbe la 5 rubata di notte alla mamma. Bravo, ma era rubata, non so se si può dire. No, scherzo, è vero, indebitamente in prestito. È vero. E infatti Miki quando lo racconta è sempre divertentissimo, perché poi tralascia sempre il fatto di quando è ritornato a casa. Bravo, non l'ho mai sentita infatti la seconda parte. È qualcosa di veramente goduriosissimo, e speriamo di averlo
un anno, oltre che ospite, anche magari fare da apripista a questo rally. Sicuro. Vedere Lui le invasioni in macchina è mamma sempre un mia, grande piacere. assolutamente. E anche sa ancora far divertire, e si diverte lui, che è la cosa più bella. È veramente insomma, non è un campione del mondo a caso, ecco. Certo. E poi c'è stato la chicca alla 1000 miglia a Villafranca e ci ha detto che la Lancia ricomincerà a correre con la Y. Sì, con la Y è stata presentata, addirittura mi sembra sia di ieri la presentazione ufficiale anche con i colori. C'è da capire cosa vogliono fare, chiaramente, perché produrre una vettura è sì importante, ma non è sufficiente. Sarà bello capire cosa nascerà. Sicuramente mi aspetto di vedere dei trofei, mi aspetto di vedere anche dei team che sfrutteranno questa vettura al meglio. Mi auguro soltanto che non sia soltanto una mossa promozionale della vettura stradale per un rilancio di un marchio un pochino più in difficoltà. Ecco, purtroppo noi accusiamo nel motorismo italiano il fatto che dopo il ritiro delle case, oppure il fatto che abbiamo solo la Ferrari in Formula 1, Sì. però non ci sono più piloti italiani. Purtroppo sono cambiati i tempi, sono cambiate le proprietà dei marchi, e questo ha portato un po' a ridurre la linfa che ci ha sempre caratterizzati a livello italiano nel passato. Ciò nonostante abbiamo un costruttore importantissimo, che non è un costruttore di automobili ma un costruttore di pneumatici, quale Pirelli, che oggi è presente in tutte le categorie maggiori del motorsport, dove primis chiaramente la Formula 1, dove hanno rinnovato per altri, se non sbaglio, 3, 4, 5 anni, non ricordo. Nel mondiale quest'anno 2024 è l'ultimo anno, dove poi lascerà la palla ad Hankook, ma in questi anni ha veramente dominato con la prestazione, con un prodotto vincente, e lo vediamo dominare anche nei campionati italiano, nei campionati europei. Quindi sempre più importante è il fatto di quello che io definisco il particolare tecnico, che da solo vale tutta la vettura, perché Sì. 4 gomme buone Bravo. ti vanno a rovesciare totalmente anche tutto il lavoro di meccanica, di assetto, di motore, di cambio, di sospensioni, ma le scarpe per camminare bene. Al tempo la Lancia era fondamentale, ma sotto aveva la Michelin. Oggi non ce ne esiste più la Lancia, ma abbiamo la Pirelli, e questa cosa ci dà veramente tanto valore a noi italiani, oltre che in tante occasioni anche degli aiuti importanti. Il programma italiano per quanto riguarda i giovani di AC Team Italia è supportato in buona maniera da Pirelli, appunto, per cui sì, ci manca la casa, però non siamo completamente scalzi. Questo è un po' il messaggio che vorrei passare. Ecco, a livello fisico, io come mi preparo per una gara? Cosa devo mangiare, cosa devo fare? Ci sono varie filosofie. Chiaramente più il livello è alto, più questo approccio è fondamentale. Certo, oggi non può mancare la preparazione fisica, perché nonostante non ci siano chilometraggi importanti, ciò che si fa lo si fa al 120.000%, perché ogni sbavatura deve essere contenuta, e per fare questo si deve essere lucidi di testa, di conseguenza il fisico non deve soffrire. Per cui palestra, sicuramente palestra, tanta palestra. Ci sono i simulatori nella quale ci si tiene allenati, e poi stare in macchina sarebbe la chiave di tutto, però purtroppo non è sempre possibile. Scatenati, gli anteriori si battagliano nonostante la trazione sia posta sul lato anteriore. Vedo però che le macchine si impuntano abbastanza, vuol dire che comunque nonostante una temperatura non altissima i pneumatici tengono. Sì, assolutamente. Presumo che stiano utilizzando come mescola una mescola media, la 5 per capirci di Pirelli, e questo permette di avere sicuramente un ottimo grip, perché la gomma troppo morbida altrimenti si rischia di avere movimento, perché il battistrada non avrebbe una sollecitazione superiore a ciò che riesce a sopportare, mentre con la mescola media si riesce a tenere bene per tutto il chilometraggio, avere una macchina sempre precisa e la prestazione in sé, che possa essere in trazione o in frenata, ma si ha un ottimo riscontro da questi pneumatici.
Giocando con le pressioni cosa posso fare? Allora, forse non è questa la gara più... Indicata. sì, perché sono prove comunque intorno ai 10 km, per cui niente, basta utilizzare la pressione adatta. Siamo sugli 1,7, dipende, 1,8. Poi onestamente non so nello storico perché le vetture sono così diverse a livello di pesi che non so bene come siano impostate. Però per esempio nel moderno, tornando a quello che è il Due Valli di quest'anno, in cui si passava qui alla collina su una prova da 20 e 24 km, il pneumatico andava gestito in termini di usura, in termini di temperatura e ancora prima di pressione. Partire con una pressione troppo alta ci avrebbe condizionato la prova speciale, perché ci saremmo trovati ad avere una pressione troppo alta già magari a metà prova, un 2,2, 2,3 che poi può sfociare in 2,6, che allora non si ha più grip assolutamente, la macchina si può dire che è quasi inguidabile, si rischia di perdere 1-2 secondi al chilometro e non si ha per niente feeling. Poi, indipendentemente da quello, un altro fattore molto importante, come devo lavorare per trovarmi comodo e rilassato pur guidando impegnato sulla vettura? Secondo me il giusto compromesso sta nella fiducia che si ha con tutto con tutto il contorno, la squadra, le gomme, la macchina, vi dicevamo prima, però questo permette di avere la testa libera. Ovviamente quando ci si gioca qualcosa di importante i pensieri aumentano, questo è normale, però è anche bello così. Quando si è magari scarichi senza pretese tutto viene più semplice. Ci va serenità e quindi tanta fiducia in se stessi prima di tutto, ma in chi è vicino, dal navigatore alla squadra alla macchina. E per quanto riguarda invece puramente l'assetto ergonomico, per poter impugnare bene il volante, per essere facilitato a cambiare, per avere una buona sensibilità sui pedali, Lì c'è tutta ogni pilota secondo me ha il proprio approccio. Io ho tutta una serie di cose che voglio capire, provare e vedere, perché una certa distanza dal volante, una certa posizione, il cambio, devo arrivarci, non devo battere nel sedile, sono tutte una serie di cose fisiche alla fine che dobbiamo appurare siano nella condizione ottimale. Detto ciò, non si deve soltanto star bene in macchina, ma si deve star bene in tutte le circostanze che possono nascere in un rally. Quindi anche nel cambio di un pneumatico durante la gara bisogna averlo provato, bisogna sapere dove sono i vari attrezzi necessari alla sostituzione del pneumatico, bisogna sapere nell'eventualità di modifiche del setup cosa fare, come fare. Sono tante le modifiche da poter fare anche in autonomia senza bisogno del team. Sono tutte cose che rientrano in quello che è la professionalità richiesta dal nostro sport, e non è tanto diverso da quello che era un tempo, perché alla fine certe caratteristiche sono le stesse. Sulla vettura bisogna stare seduti comodi oggi come ieri. parlando di pneumatici, tu ti ricordi lo scherzo che fecero a tuo zio Umberto alla Mandria? Quale dei tanti? Quando gli cambiarono posizione della ruota di scorta e lui si accorse dello Sì. sbilanciamento della vettura. Sì, certo, sì, conoscendolo assolutamente non gli è scappato inosservato. Anche questo cambia. E c'era Dario Cerrato che rideva. Non la sapevo, la scopro ora, ma poi me la faccio raccontare bene. Ma non mi stupisce, perché spero un giorno di arrivare anch'io a questo livello di professionismo in cui si ha tanta sensibilità, però conoscendo la tecnica di lavoro di mio zio sono puramente sicuro che lui queste cose le ha percepite e ancora oggi le percepisce. Ha avuto in alcune gare qualche preparatore in passato ha provato soluzioni particolari, strane, non adatte, magari senza essere troppo trasparente, e le cose non giravano, per cui rientra sempre nella fiducia e in quello che è poi la prestazione, perché senza tutto al proprio posto i tempi non vengono sostanzialmente. Allora, prendendo spunto da questa cosa, facciamo un'ipotesi. Io, accorgendomi della cosa, posso pensare c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di sbagliato o mi hanno preso in giro? Io parlo di me in termini di esperienza che ho, devo partire ad analizzare me stesso, dove sbaglio,
perché non ho l'esperienza per capire se c'è un qualcosa ancora di errato nel setup o di erroneamente settato da parte della squadra eventualmente dovesse capitare. Un professionista, e questo l'ho visto da parte di mio zio tante volte, ma anche di altri professionisti, probabilmente se in una situazione del genere sa riconoscere subito dove è il problema e trovare una soluzione, e se c'è qualcosa che non torna tra le sue volontà e quelle del team, non perda tempo a metterlo in chiaro. Quindi anche lì ci vuole un grosso rapporto di confidenza. Io definisco tutto con la parola fiducia, secondo me è quella che fa la differenza. Quindi noi ti ringraziamo. Grazie mille a voi, è un Ti piacere. aspetto Grazie a molto. tutto il team che lavora per questa diretta, perché porta in alto i rally veronesi, ma non soltanto, perché è una squadra che lavora veramente bene e si impegna, e questo è il frutto. Grazie. Grazie a voi davvero, buona giornata a tutti. Buon rally. Mattia Scandola. Eccoci, quindi siamo passati da Mattia Scandola, una giovane promessa, una delle rappresentanze migliori del rally moderno veronese. Passiamo a Vito Policante, organizzatore, curatore del tracciato, 2 volte campione europeo di auto storiche, ma fondamentalmente grandissimo appassionato di questa disciplina, e lo abbiamo visto dal lavoro e anche dalle dichiarazioni, dove hai detto che vi siete rimboccati le maniche. Sì, come salve a tutti, intanto buongiorno, e mi sto godendo veramente le splendide immagini che la regia e questo team ha messo in piedi, perché veramente sono dei professionisti, sia per quanto riguarda la connessione che per quanto riguarda anche proprio la diretta. E le immagini, guardate che bellissime, bellissime. È un bel motore anche, commentiamo anche il passaggio. Quindi uno spettacolo nello Sì. spettacolo. Allora abbiamo lavorato tanto, siamo gente che lavora, quindi sai, da buoni veneti però alla fine, perché poi mi chiedono sempre sta roba, no? E non perché gli altri non lavorano, ci mancherebbero, però insomma c'è sempre distinto questa cosa qua di voler fare le cose, di migliorarsi, di cercare sempre di far bene. Quest'anno i numeri ci hanno dato ragione, perché insomma sono numeri Da record. Sì, da Da record, record. ma qualche gara dell'italiano, anzi le gare dell'italiano fin qui disputate non sono riusciti a fare questi numeri qua, segno che le persone hanno apprezzato molto il nostro modo di lavorare, e soprattutto insomma l'impegno che ci abbiamo messo anche nel dare del comfort agli equipaggi, sia per quanto riguarda l'assistenza per trovare l'alloggio, ma anche durante la gara. Pensate che, e colgo l'occasione per ringraziare Rino Perlati di Penta System, che ha dato veramente la possibilità anche di un pasto caldo a chi faceva durante il riordino, e di avere insomma dare la possibilità di avere un conforto di acqua, di quello che uno voleva, insomma. Quindi è una cosa che nelle gare questo non succede. Abbiamo cercato di curare tutto, però abbiamo anche delle importanti aziende che sostengono la nostra gara, che hanno deciso proprio di dare una mano vera. Qua siamo tutti sullo stesso piano, c'è chi ha passione, chi sceglie le prove, però l'idea è quella di dare un servizio buono per chi partecipa, no? Poi, avendo fatto tante gare in giro, insomma cerchiamo se possibile, di togliere gli errori o di migliorare, cercare sempre di trovare il modo di migliorare, insomma. Facendo così, partendo dall'idea che una manifestazione così articolata richiede di pensare a 1 miliardo di cose, a 1 miliardo di particolari, con che idea si deve partire? Ma noi siamo partiti, l'idea dell'evento è nata a casa mia, durante una cena con Emanuele Bosco, che è il presidente di Pro Energy Motorsport e Veneto Rally Team, e praticamente abbiamo avuto Stefano Valdegamberi, che è un politico della zona, insomma una persona che è nel consiglio regionale, sindaco più volte proprio di Badia Calavena, quindi è una persona che ha esperienza. Abbiamo detto facciamo una gara del territorio per il territorio, quindi fra tutti abbiamo pensato subito di fare una gara dove il territorio sì viene percorso dalle macchine, però porta anche indotto, quindi qua veramente lo potrebbero dire chiunque ha una realtà ristorativa o di qualunque tipo, anche alberghiera. Li abbiamo riempiti tutti, cioè sono andati fuori anche di 30 km per trovare la possibilità di avere un alloggio, di avere insomma quello che gli serviva per la gara. Quindi per noi la grande soddisfazione è questo è stato l'obiettivo iniziale. Poi bisogna essere veramente
pazzi, io dico, nel senso che a volte si vuole fare queste cose qua perché la passione è bruciante, quindi hai voglia, quindi uno fa una cosa, uno l'altra, e anche Emanuele Bosco, che è il nostro presidente, insomma, si è dato veramente un grande affare perché sì, un bellissimo passaggio, tra l'altro io posso aver avuto così l'idea delle prove speciali, queste cose qua, ma lui è proprio veramente chi ha tenuto le fila più di tutti, quindi c'è da fare veramente glielo dico sempre, gli faccio i complimenti perché è un ragazzo che viene dalle moderne, relativamente giovane, comunque è giovane, poi ha il contributo insomma, di tutti noi che cerchiamo di darci da fare, insomma è stato molto bravo a prendersi questo carico e anche a portarlo, come vedete, a livelli che siamo in 3 anni, quindi è quasi impensabile per qualunque organizzatore un risultato del genere dopo così poco tempo, insomma. Arrivare a un record di vetture del genere. E poi secondo me è molto giusta la formula di ripetere le prove 2 volte, perché dà la maniera al pilota di provare a se stesso che può migliorare. Ma a parte ripeterle, che è una cosa che si fa spesso, sono prove tanto particolari. Anche l'anno scorso uno dei preparatori italiani più famosi, che è Guagliardo, che è venuto a farci i complimenti, un ex trofeista che ha vinto il trofeo Peugeot, gente che sa quello che dice, in poche parole. Gli abbiamo dato un tracciato che non è scontato, no? Ha delle parti, anche nella stessa prova ci possono essere delle parti che sono semplici, delle parti in salita, in parti in discesa, delle frenate diverse, il fondo che cambia, quindi chi arriva in fondo a sta gara qua è soddisfatto perché sa della difficoltà che ha dovuto affrontare, quindi la soddisfazione di aver scelto un tracciato tecnico e abbiamo anche la fortuna di avere le prove che qui da noi sono invidiate, perché anche in questa gara qua abbiamo gente dalla Sicilia, dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Toscana, dal Trentino, insomma Friuli, insomma il nord Italia tutto compreso, ma anche da metà Italia in su tutte le regioni, ma addirittura qualcuno che viene veramente da molto lontano. Poi tra l'altro una grande varietà di vetture che va dalle piccole maneggevoli da trofeo, dei trofei degli anni scorsi, fino alle massime espressioni che possono essere le Porsche e la 037. Ma allora, facevo questa considerazione qualche giorno fa, no? Proprio perché le storiche, cos'è che attraggono molto anche gli sponsor, le ditte che ci danno una mano? È proprio questo, quello che dicevi te, cioè hanno una varietà di macchine, cioè 30 tipologie di macchine diverse, e forse n'era qualcuna in più, ne ho contate una trentina. Vuol dire che l'immagine della gara cambia completamente, vedi modelli diversi, vedi forme diverse, e quindi tutte queste cose qua fanno sì che la manifestazione abbia un certo interesse al di là dell'aspetto tecnico, quindi anche l'aspetto esterno è così. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere Tomasi Auto che ha collaborato, ma soprattutto ha scelto di darci con le macchine di servizio, che sono tutte di loro, che è insomma, oramai è un colosso plurimarca, e comunque loro hanno voluto proprio credere in questo progetto che gli abbiamo presentato in una certa maniera, e in questi giorni proprio ci siamo sentiti con i responsabili, hanno avuto anche loro la stessa sensazione di aver fatto una scelta giusta, quindi speriamo che anche per il futuro possiamo collaborare con loro, perché sono stati in gamba e ci hanno messo a disposizione, in particolare Giancarlo Tomasi ci ha dato il cuore per fare questa manifestazione senza badare a se serviva una macchina più di servizio, un furgone, ci ha messo proprio veramente in mano la sua azienda. Certo, ecco, quando si hanno numeri così importanti, non è però facile gestire un parco macchine, la logistica, tutti gli addetti che servono, tutti i servizi collaterali che però vanno a far sì che la manifestazione venga bene. Ma è certamente difficile perché ci sono tantissime persone che devono interagire, no? E quindi questo è difficile, ma semplicemente anche alla fine della gara, dove faremo una festa a Cellore di Lasi, che è il comune di Lasi che ci ospita, e dove faremo questa festa è stata fatta per dare un servizio, che ci sia la possibilità anche finita la gara di stare insieme per le premiazioni, di avere la ristorazione. Sono tanti piccoli puzzle, se vuoi farla bene è difficile gestirla, insomma. Fondamentalmente una festa dall'inizio alla fine. L'idea è quella lì, l'idea è questa. Sto guardando le immagini da questo punto, che è un punto storico per quanto riguarda i rally del Veronese, ma anche insomma veneti, perché qua hanno corso queste prove, qua hanno corso Biasion, Cunico, tutti quanti, i più grandi hanno corso qua, Lucchi, Tony Fassina, e questi, basta vedere la gente, quando vedi la risposta della gente in un posto così che non ti aspetti è veramente soddisfacente anche per noi, insomma. Ecco, fatto ciò, mi sembra però che tutti siano venuti dicendo siamo venuti divertirsi, poi invece
una volta scattata la bandiera si sono messi tutti a testa bassa e stanno tirando all'impazzata, sempre con la dovuta maniera, sempre con quella cognizione di causa che porta il pilota a non rischiare oltre il dovuto, ma piano non sta andando nessuno. Sicuramente poi sai, come si dice in gergo, rally è rally, cioè è una competizione dove cerchi di dare il massimo, dove cerchi di pelare qualche secondo, di cercare la voglia di vincere, poi emerge sempre con la testa e con la sicurezza che si è vista anche nell'allestimento delle prove, è stata insomma curata molto. Buon, quindi noi ti salutiamo e ci risentiamo stasera per fare la degna conclusione di questa bellissima manifestazione. Grazie, alla prossima. Allora, innanzitutto è sempre un grandissimo piacere avere qui con noi la madrina della manifestazione, Valentina Vissoli, e indipendentemente dalle macchine, indipendentemente dal rumore, indipendentemente da tutto l'ambaradan che si vede, il livello emozionale, cioè cosa senti, cosa provi? Intanto buongiorno a tutti, sì, è sempre bello venire qui proprio per la passione che trasmettono questi piloti, questi navigatori del Rally del Veneto, e il calore anche che trovo ogni volta che vengo qui, perché ormai si sono affezionati e quindi insomma vedo anche, appunto, a parte la sfida, però appunto la passione e il calore che comunque questo evento ormai trasmette da 3 anni. Quindi. Poi io che non sono di qui, vengo qui e trovo una zona bellissima, Sì. incredibile, con dei panorami incredibili e una marea di gente appassionata. È vero, e guarda che panorama, sono delle vallate incredibili, e una delle zone secondo me più belle di Verona. E secondo me parla da solo tutto questo, per cui non c'è bisogno neanche di usare troppe parole. E vedo che comunque ogni anno c'è sempre più affluenza, stavo notando, e quindi insomma mi fa molto piacere. Certo, quindi la gente, un po' le impressioni che hai girato un po' nei paddock, che hai visto qua, ci sembra che la gente sia molto contenta di questa cosa. Molto, e come dicevo prima c'è sempre molta più affluenza, molta più partecipazione a questo rally, certo, risposta del pubblico, quindi secondo me è un evento destinato comunque sempre a crescere. E ormai sono madrina da 3 anni del Rally del Veneto, e quindi insomma per me è un grandissimo piacere, un grandissimo onore esserci ogni anno. Fatto ciò, facciamo una domanda diversa, pensaci bene. Sì. Se dovessi salire su una di queste macchine, ok, che cosa ti aspetti? Molta adrenalina, perché io non sono una grandissima amante della velocità, per cui non fa per me come sport, però vederlo al di fuori è molto affascinante. Sicuramente è un mondo a parte, è un mondo molto complesso da conoscere, e appunto, come dicevo prima, tutti questi sono dei grandissimi appassionati che dedicano anche la loro vita a questo sport, quindi insomma tanto di merito, e li stimo per questo, quindi, perché appunto la passione che poi ti permette di fare grandi risultati. Quella sottilissima linea che divide il fatto di essere dei pazzi scatenati o della gente che sa veramente quello che fa. Esatto, quello è il limite. Oddio, io sai, non so definire tanto questo limite. Secondo me tutti amano comunque la velocità, tutti amano insomma anche un po' il rischio, no? Altrimenti non farebbero questo, farebbero altro, secondo me. E ammirevole, cosa devo dire? Li ammiro veramente tanto. E tra l'altro qui stiamo vedendo Fiorenza Soave, che è una dei 3 equipaggi femminili impegnati in gara, che ci danno l'idea che anche le donne amano molto questo sport, comunque sono attratte dalla vettura, dalla macchina in sé.
Infatti dicono donne, motori, gioie e dolori, invece devo dire che appunto, come ho notato nel corso di questi anni, anche le donne hanno una bella fetta, cioè stanno prendendo molto spazio, e questa cosa mi fa molto piacere, perché navigatrici comunque se ne vedono molte e molto brave, però vedo anche piloti di tutto rispetto, che danno anche filo da torcere agli uomini, quindi insomma sono fan di queste donne assolutamente, anzi spero che vinca una donna. Se invece cambiamo di nuovo completamente il discorso, ritorniamo sul livello emozionale. Sì. A tuo modo di vedere, cosa metteresti di ancora più piacevole per rendere ancora più piacevole questa manifestazione? Secondo me siamo arrivati a un livello che è quasi perfetto, se non per dire perfetto, perché di anno in anno ci siamo sempre più evoluti e stiamo sempre più migliorando. E per renderla ancora, non lo so, secondo me è già perfetta così, però sai, si può sempre migliorare. Magari una madrina più giovane, no, sto scherzando, no, sto scherzando. No. Comunque vedo da parte di tutti, cioè io ho la sensazione in queste 3 edizioni che l'entusiasmo sia crescente e contagioso. È vero, e contagia anche me, che sono estranea al mondo del rally, però da 3 anni a questa parte sono diventata ormai parte di questa grandissima famiglia che mi vuole molto bene, perché come io seguo loro seguono me, per cui è una cosa reciproca. E ormai mi sono affezionata a tanti di loro, perché ormai insomma li vedo spesso anche agli eventi della Pro Energy, per cui sì, stiamo diventando sempre più una famiglia allargata, diciamo. Parlando di famiglia allargata, io sono rimasto qui per le interviste, in giro ci sono giovani, c'è... Sì, bambini, tanti bambini, quindi vuol dire che il rally appassiona non solo gli adulti ma anche i bambini, che vedo che hanno gli occhi a cuoricino quando vedono passare le macchine. E sì, perché è una cosa che comunque fa sognare anche i bambini, invece che stare davanti ai videogiochi, vedi, si vedono a vedere una bella gara. Poi, tra l'altro ripeto, in un panorama, in un ambiente oltre che bellissimo, molto più sano che non rimanere chiusi in casa, in mezzo a una natura veramente bellissima. Bellissima, perché la Val di Lasi è stupenda, secondo me, tutta questa parte un po' della Lessinia comunque è pazzesca. Se io tornassi indipendentemente dal rally qui, cosa dovrei andare a vedere? Ecco, io non sono proprio di queste zone, per cui sicuramente Stefano Valdegamberi potrà consigliarti meglio. Però, comunque dai, ci sono dei posti stupendi. Per fare un weekend è un posto meraviglioso. Sì, hanno girato anche tanti film qui. No, è un posto stupendo sicuramente. Io vengo da tutt'altra zona, per cui non so esattamente i luoghi nascosti, però insomma... Sì, l'aria che si respira comunque è buona, cioè c'è molta sì. emozione, c'è molto trasporto. Il sentore di entusiasmo del pubblico. Sì. Quella sensazione che ti trasmette quando sei lì in mezzo, quando vedi un po' di gente, quando... Cioè, adesso lì fuori ad esempio c'è un sacco di gente che anzi rischia, perché sono tutti proprio a bordo del nastro, quindi sono tutti lì che non vedono l'ora di vedere chi è davanti, diretto contatto con la gara. Sappiamo che i nostri organizzatori hanno curato molto la sicurezza, precisione la sicurezza. Perché comunque per divertirci tutti dobbiamo stare al sicuro, quindi è molto importante, e ricordo questo fantastico lavoro che fanno tutte queste persone dietro le quinte, che non è da sottovalutare, anzi. Quindi allora ha ragione il mio gioco di parole che dice vicini allo spettacolo, lontani dal pericolo. Certo, assolutamente, perché sì, è vero, è uno sport a rischio, però è anche vero che viene fatto in totale sicurezza, quindi questa cosa è molto importante ricordarla, non è una cosa approssimativa come tanti possano pensare, tanti che non sono del settore, diciamo, anzi, è un ambiente molto protetto e molto, insomma, sano, nella sì. sua sportività. Esatto.
Ok, quindi ti auguriamo un buon proseguo, ci vediamo Grazie. stasera alle premiazioni. Certo, Di è sempre nuovo un a te, con piacere, molto Fabrizio. piacere. Un Grazie a bacione, te. un bacione a Grazie tutti. te. Quindi adesso abbiamo Francesco Valenza che è il titolare di rally e rallisti veronesi 60, 70, 80 e 90, quindi un excursus completo. Sì. E il fatto ce lo dice anche tutta la varietà di macchine di questa gara. Sì, infatti. Sì, è il periodo che io considero più interessante per quanto riguarda i rally. È proprio, secondo me, un mondo totalmente diverso da quello dei rally moderni, che io apprezzo di più proprio anche per nostalgia, per esperienze fatte. Ecco. E questo gruppo ho deciso di crearlo una sera. C'era il Covid, era appena cominciato il Covid, non sapevo come passare la serata e sull'onda dell'entusiasmo, della passione per i rally che furono, ho deciso appunto, mi sono consultato con degli amici, con Andrea Benetti, Alberto Zerbinato, un po' di persone che orbitano in questo mondo e ho chiesto anche la loro opinione, ho detto cosa ne dite se creo questo gruppo, vediamo come va. Ci ho provato e nel giro di qualche ora già c'erano centinaia di persone che avevano chiesto di farne parte. Per cui la cosa è stata accolta con entusiasmo, insomma, anche da persone, perché il gruppo si chiama Rally e Rallisti Veronesi, ovviamente è rivolto a chiunque abbia simpatia per il mondo dei rally veronesi di una volta, per cui da Bolzano a Siracusa chiunque abbia avuto modo di correre a Verona o abbia semplicemente simpatia per queste gare che ne può far parte, insomma. Come si suol dire, le ruote sono uguali per tutti. Sì, ecco. No, infatti c'è tanta gente da Vicenza, da Padova, da Udine, anche da Palermo, che ha chiesto di farne parte, perché poi c'è gente che appunto, come sappiamo, è venuta a correre, per dire, il Due Valli negli anni d'oro, anni 70, anni 80, un po' da tutta Italia, insomma, in special modo dal nord-est, però insomma venivano un po' dappertutto. La culla del rally in Italia. Sì, insomma, poi si sa che il Veneto ha sempre attratto tantissimo per quanto riguarda il mondo dei rally, per cui tanti conoscono le gare che si sono corse a Verona. Parlando di Veneto e di rally, però mi viene in mente un denominatore comune, più che un denominatore, un personaggio, Adriano Baso, che in questi ultimi 10 anni ha dato una grossa spinta al motorismo veronese. Sì, io guarda, non frequento più tanto attivamente il mondo dell'automobilismo veronese perché ho smesso di correre ormai una quindicina d'anni fa. So che comunque Baso e Laci sono dati molto da fare per riportare, esatto, per ricreare il movimento, sia per quanto riguarda le moderne sia per quanto riguarda le storiche. Io poi ti ripeto, il mondo delle moderne non lo seguo tanto, anzi non lo seguo proprio più per niente, però il mondo delle storiche è quello che mi piace seguire, anche se non in modo più tanto assiduo da quando ho smesso di correre, però sono queste le auto che mi piacciono, insomma. Sì, poi il fatto è che queste auto creano un indotto incredibile a tutti i livelli, a tutte le maniere. C'è un gran movimento legato alle auto storiche e difatti alle volte diventa anche un problema recuperare i ricambi o cose di questo tipo, proprio perché c'è una grandissima richiesta e forse qualcuno si è trovato, specie i primi tempi, impreparato nel far fronte alla richiesta di ricambi, di pezzi, perché come si vede c'è tanta gente che corre con le storiche, tantissima gente, per cui rispuntano fuori queste vecchie auto magari dimenticate nei garage, e però serve la guarnizione, serve il differenziale, per cui sì, c'è qualche problemino, però ci sono anche tanti produttori di ricambi che stanno ricominciando a produrre ciò che serve, per cui c'è anche un notevole indotto, secondo me, meccanici, non necessariamente meccanici anziani, anche meccanici
amici giovani Ecco. che hanno passione per queste auto, che sono molto, molto affascinanti, molto interessanti. Tra l'altro queste auto fanno pochissimo ricorso all'elettronica, per cui il vero meccanico, o meglio il meccanico di una volta, trova di nuovo un suo motivo d'essere, perché ci sono i carburatori, ci sono le fasature è un mondo, insomma, che si sta riscoprendo e ripeto, crea tanto indotto, perché i produttori del codolino, del collettore d'aspirazione, degli alberi a cam, il roll bar, c'è tanto movimento, tanto movimento. E come dico io ormai da tanto tempo, e mi fa piacere che anche le istituzioni federali cominciano a sentire questa cosa, queste vecchie signore potrebbero dare lavoro a molti giovani. Lì dipende appunto da chi decide di scoprire o riscoprire questo mondo, proprio dal punto di vista della meccanica, sì. Gusto di saper fare. Di saper fare, fra l'altro io mi auguro che ci siano tanti giovani, io non sono più giovane ormai, ho più di 60 anni, io mi auguro che ci siano tanti ragazzi, ma ne conosco, che magari hanno 25 anni, 26 anni, che sono affascinati da questi motori che da un certo punto di vista sono elementari, appunto perché non c'è il ricorso all'elettronica, però sono molto molto affascinanti. Qui viene fuori proprio la capacità del meccanico di tirar fuori quei cavalli dal motore, come si diceva una volta, non è così, però per modo di dire, lavorando di lima, capito, cercando la soluzione migliore per poter ottimizzare la resa. Ecco. Poi chiaramente bisogna fare ricorso a pezzi speciali, gli alberi a cam, i pistoni, Gli accoppiamenti, sì, i serraggi. però insomma è un bel mondo, e secondo me ci sono tanti ragazzi, anche vedendo tra gli iscritti, ci sono molti giovani che corrono con le A112, con le 127, con macchine che si usavano molto quando ero giovane io, e questa è una cosa che mi fa piacere e che effettivamente mostra che c'è un interesse da parte non solo degli anziani, ma anche dei ragazzotti, insomma. Ecco. E poi anche un'altra cosa che tra l'altro sentiamo in diretta, il rumore bello delle macchine d'epoca, Allora, molto più affascinante, molto più evocativo, se vogliamo. Sì, se lo dico io vengo preso per il solito nostalgico, no? Per il vecchio che ha le malinconie, però effettivamente è un rumore. Io non dico che sia migliore o peggiore il mondo delle storiche rispetto al mondo delle moderne, io dico che sarà per affezione, per esperienza passata, però a me sembra che le auto di un certo periodo abbiano un rumore particolare, il rumore dell'aspirazione, dei carburatori, non lo so, una 131 Abarth mi fa venire la pelle d'oca. La Skoda moderna R5 credo che si chiami, è bella, è velocissima, è efficace, è efficiente, però non mi dà la stessa emozione. Fredda. Ma ripeto, ecco, Fredda. è fredda per me, però ripeto, io non voglio dire che sia meglio la 131 Abarth. Per me e per certe persone che la pensano come me è meglio la 131 Abarth. Però magari è 1000 volte meglio, anzi dal punto di vista tecnologico sicuramente migliore la macchina moderna. Ripeto, secondo me sono due mondi diversi. C'è stato un momento storico in cui le strade si sono separate, ecco. A me piacciono di più le storiche. Piacciono di più le storiche perché le prime auto che ho visto da rally erano le Fully HF, le 124 Spider, neanche le Abarth, le 1600 a Ponte Rigido, per cui parliamo del 72-73, quando avevo 12-13 anni, e da lì poi è stato un crescendo. Cioè io, ahimè, visto che vuol dire che sono vecchio, ho vissuto come auto moderne le Fully HF, le 124 Abarth, le 131 Abarth e via avanti, le Lancia Stratos, le Ascona 400, io le ho viste tutte come auto moderne che poi invecchiavano e scadevano di omologazione. C'è stato un momento in cui a un certo punto ho cominciato a perdere un po' di vista i rally. Nel mio caso si tratta di quando sono cominciate a sparire le Delta, sparivano le Subaru, sparivano i piloti tipo Biasion con Che fondamentalmente è stato il salto verso l'elettronica. Sì. Il punto focale è stato quando l'elettronica ha un po', tra virgolette, buonamente, invaso. Ma sai cosa anche? Però anche l'evoluzione tecnica per quanto riguarda ad esempio gli pneumatici. Le auto diventavano estremamente più stabili e ne conseguiva che chi come me era cresciuto vedendo uno spettacolo di un certo tipo, cioè noi crescevamo con la macchina che andava di traverso e diventava un po' il nostro sogno, giusto o sbagliato che fosse, perché poi se lo fai male il traverso ti fa perdere tempo,
Man mano che questo spettacolo si modificava, le auto diventavano più efficaci, però perdevano di fascino per quelli come me. Per cui pian pianino, gradualmente, mi sono accorto che cominciavo un po' a stufarmi, tra virgolette, vedendo i rally moderni. Ripeto, non voglio dire che siano peggiori, sono migliorati, cioè è la tecnologia che va avanti, non la puoi fermare. Una cosa che mi dispiace è che adesso, in qualche misura, anche le auto storiche possano beneficiare di pneumatici molto performanti, eccetera, per cui un pochino si modifica lo spettacolo che offrivano una volta. Vorresti dire che è una sorta di snaturalizzazione di una macchina, sì. una macchina che non era, che vogliono far diventare qualcos'altro. Sì, ti faccio un esempio. Un'auto mito, simbolo dei rally anni 70-80 era l'Opel Kadett GTE. L'Opel Kadett GTE era famosa perché era la macchina che viaggiava di traverso sempre, pur facendo i tempi. C'erano degli ottimi piloti che le guidavano in modo funambolico, mi vengono in mente Aldo Fasan, Comini, ma anche i locali veronesi, Frezzato, Scandola, sono i primi che mi vengono in mente. Queste stesse auto vengono usate purtroppo di meno adesso nei rally storici, e se nella regolarità vengono usate ancora in modo piuttosto funambolico, mi vengono in mente i vari Faccio, Turazza, non lo so, Ceschi, sono persone che le guidano come si deve, secondo me. Nei rally, dove devi stare attento al tempo, vedi che cominciano a dare meno spettacolo, e qualche volta addirittura ho sentito parlare di Opel Kadett GTE che a fine stagione erano letteralmente si smontavano pezzo per pezzo a forza di staccate, di curve, perché era tale l'aderenza degli pneumatici che metteva sotto stress tutto il sistema delle sospensioni, cosa che non succedeva negli anni 70-80, quando gli pneumatici erano meno performanti e l'auto la si poteva guidare in un certo modo. Allora, vedi, le storiche io continuo ad amarle. C'è questo piccolo snaturamento che, infatti, anche leggendo certe riviste del settore, mi ricordo che quando si cominciava a parlare dell'ingresso nelle storiche delle 037, per esempio, c'erano sedute di prove, c'erano i test, c'era Liatti, mi sembra, che provava le 037, ma anche Riolo, eccetera, e provavano gli assetti per le gomme di adesso. Cioè, io quando leggevo queste cose dicevo: scusa, ma la 037 l'hanno sperimentata per 30 anni, che test devono fare? Quelle sono le macchine. E invece no, perché le gomme erano nuove, bisognava rivedere tutto completamente. E questa cosa, io ripeto, la tecnologia non si può fermare, però io non lo so, da perfetto ignorante e semplice appassionato, direi che forse bisognerebbe trovare il modo in qualche modo per accostare, per equilibrare di più la cosa. Perché ti faccio un esempio: con dei miei amici sono andato a vedere in Belgio pochi anni fa un rally per auto storiche. Era inverno, era una gara su asfalto, però c'era un nevischio, c'era l'asfalto sporco di terra, c'erano delle condizioni terrificanti, belle per chi è appassionato, belle, e c'erano piloti mica da scherzo, adesso i nomi, ma piloti che corrono con le moderne e piloti che avevano corso nei rally negli anni 70, 80 e 90. Di alto livello. Sì. Mi sfuggono i nomi adesso, maledizione, ma piloti molto famosi. C'era l'obbligo di usare la monogomma, cioè la gara era su asfalto, c'erano le Escort gruppo 4 da 250 cavalli, le BDA 16 valvole adesso, e le Escort mi portano sempre un po' in confusione perché sono i BDG, BDA, eccetera, però comunque quelle macchine da tantissimi cavalli. Io ho le foto, ho proprio le prove. Eravamo stupiti in verifica perché verificavano le gomme. Le gomme erano delle monogomme da le termiche, da neve, non so. Erano obbligati a usare solo quelle gomme. Avevano il cerchio magari da 8 con dei 185 70-13 da neve e usavano solo quelle. Per cui potevano avere i migliori assetti, il più alto numero di cavalli, ma le gomme erano quelle. In quel modo vedevi che le Escort gruppo 4 battagliavano con le Volvo Amazon, c'erano delle Lada VFTS, quelle del gruppo B russe, c'erano le Opel Ascona 1009, erano tutti lì. Cioè, a differenza una magari sorta di riequilibrio con la gomma che va a tirare un po' indietro le macchine più potenti, a mettere un po' più avanti quelle meno. Che, se ricordi, era un po' quello che succedeva negli anni 70, quando magari Presotto
con l'Escort gruppo 1, arrivava a sesto assoluto in un rally d'asfalto a Valli Piacentine, o Cerrato col Cadet gruppo 2, magari arrivava a terzo assoluto perché con una Cadet o con una Escort di 131, di Stratos o di Porsche 911. Adesso vedere una Cadet GTE nei primi 10 dell'assoluta magari succede, forse c'è riuscito Luca Catilino qualche volta Sì. in qualche rally, Sì. perché è bravo insomma, però è una cosa molto sesto vero, fece, ce l'ha fatta qualche volta. Però ti dico, proprio in un gruppo Facebook qualche giorno fa portavo l'esempio di un rally del Veneto dell'83, quando vinse, oh mamma mia, c'era Zordan che era in testa con la Porsche gruppo 4, mamma mia, ma vinse Baggio mi sembra, no, non mi ricordo, comunque prima e seconda una 037 e una Porsche 911. Terzo assoluto il friulano l'udinese Savio con una Manta GTE. Ma se tu guardi quell'elenco partenti c'era fior di Porsche 911, 131 Abarth e una distesa c'era di tutto e di più, però con una Manta. E poi nei primi 10 c'erano un paio di Ascona, un altro paio di Manta, c'era un altro Savio che era un autocrossista che ogni tanto si direttava a fare i rally con l'Escort MK2, cioè con quelle auto riuscivi a entrare nei primi 10 a dispetto di un parco partenti di auto di alto livello. Questo per dire che secondo me sarebbe bellissimo se si riuscisse con qualche escamotage a tornare a quei tempi, e secondo me l'unico modo sarebbe quello di giocare sulle gomme, sugli pneumatici. Riequilibrio delle prestazioni. Sì, Che magari... è ovvio che con una Escort che contro una Stratos. Però Presotto ce la faceva, Dean ce la faceva, c'era gente che correva con le Escort, erano Escort ufficiali per carità, erano gruppi 1 da 170 cavalli, però ce la facevano, si mettevano dietro le Porsche, si mettevano dietro le Stratos, magari un po' per demerito di chi arrivava dietro, Sì. però potevano giocarsela. O il potevano fatto che giocarsela. quelle molto competitive erano anche difficili da guidare. Tornando ai nostri rally, nell'80 se non mi sbaglio, Aldo Fasan col Cadet ha fatto il primo assoluto al Due Valli. E dietro gli è arrivato un signor Cerutti col 131 Abarth, cioè Cerutti non era mica un fermo, però vedi, pioveva, ci metti la bravura, magari vabbè, la macchina preparata bene, mi pare che la Cadet di Fasan fosse fatta da Cavicchiolo, o da Carenini, non vorrei che uno dei due si arrabbiasse, magari sbaglio. Però riuscivano a fare l'assoluta, capito? Con la Cadet. E poi magari parlavo a quei tempi uno dei miei idoli era Mario Frezzato che correva con la Cadet, che adesso è Luca Catilino. Mi ricordo che Mario Frezzato mi aveva detto che su una speciale, prima di ritirarsi per uscita, in un posto dove nessuno riusciva a rimetterlo in strada, aveva fatto un quarto assoluto. Parliamo di un Due Valli con 250 iscritti, ragazzi, quarto assoluto con un Cadet. È quello che voglio dire, 150 capito? iscritti con che macchine? E con che macchine? Perché c'erano, C'era parliamo il mondo di allora. solo dei Pasetti, c'era un Pasetti col 31 Abarth, un altro Pasetti con la Ritmo 75, Ceccato col 131, Tolfo col 130, cioè c'era il mondo a fare quei rally. Io dico che magari riuscendo a ricomporre, a rifare questi equilibri, già ci sono tanti iscritti nelle gare d'autostorica, è una cosa che mi fa piacere, magari ne arriverebbero di più perché direbbero, senti, io ho un 124 Special, io avevo un 124 Specialty gruppo 2, sai cosa c'è? Magari riesco a rifare quello che facevano negli anni 70, che ne so, Spiller, Dean o Baggio, c'era gente che correva, Simon Tacchi che correva con il 124 Specialty. Allora dico, magari se ci vado adesso, c'è un mio amico che corre con la 124 Specialty e lui è come me, abbiamo iniziato insieme, no, col Sincarelli 2 nell'82. Lui ancora adesso prende le gare con lo stesso spirito. Io ho 124 Specialty, me lo faccio in casa, sopra, Certo. lo alzo, lo metto sopra i socchi di legno, come si dice in dialetto. Ecco. Vediamo un'occhiata, visto che stanno passando anche gli apripista e vediamo A parte la regolarità adesso. La classifica. Io sono senza occhiali, leggi tu che... Lovisetto, Cracco, Tezza Merzare, Costenaro, Zambiasi, e bene o male i protagonisti, anche qui quegli equilibri che si vengono a formare nella gara, poi rimangono, danno un'impronta dall'inizio fino alla fine. Sai che mi viene in mente un'edizione, non mi ricordo di quanti anni fa, che c'era la neve, ero proprio su questo passaggio qua, però scollinavano, venivano giù dalla via Quadritta, e hanno fatto mi pare quarto e quinto assoluto in questa speciale con i 112, Beckerle
e l'altro Wow. come si chiama, Cordioli mi sembra, quarto e quinto assoluto col 112, e aveva fatto un tempaccio anche Stefano Menegolli, il cui passaggio ho molto apprezzato adesso col 131 Abarth. Perché vedi adesso per esempio ho visto i passaggi che mi hanno entusiasmato di più sono stati quelli di Francesco Zanini con la Porsche, di Stefano Menegolli con la 131 Abarth. E poi chi è che è passato? C'è stato un altro che è passato sempre bene, in questo momento mi sfugge, ma proprio quel modo di guidare molto anni 70-80, però vedo che adesso non so come siano messi in classifica Menegolli e Zanini, sono indietro? Sì, direi Vedi, porca miseria. Menegolli è risalito fino alla 7ª posizione. Vedi. Poi però rimangono i soliti 3, Tezza, Merzari, Lovigeto Cracco e Costenaro Zambiasi, che stanno un po' dominando la parte alta della classifica. C'è qualcuno che si è Snicchi e Lotto, che è venuto avanti di un paio di posizioni. Poi bisogna vedere effettivamente cosa succede alla fine, perché I rally sono così, bisogna vedere fino all'ultimo metro come va a finire la e cosa. dobbiamo anche considerare un'altra cosa che tanta gente perde di vista, nonostante la cura e l'amore. Qualche annetto queste vetture ce l'hanno. Allora, ecco. Questi tondi sono uno dei motivi per cui le gare di regolarità sport piacevano molto e forse uno dei motivi per cui sono state cancellate. Per cui non lo so. Ed io le trovavo molto divertenti le regolarità Sì, sport. poi fondamentalmente è innocuo. Sì, non fa male a nessuno. Anzi. Non dobbiamo mai dimenticare che i rally, che siano fatti proprio a cronometro o come regolarità, sono fondamentalmente divertimento. Cioè, stiamo al mondo, i nostri 60, 70, 80 anni, godiamocela, divertiamoci. Aspetta, cosa stavo dicendo? Ho perso il filo di quello che stavo per dire. Ah sì, le auto che hanno qualche anno. Allora, le auto storiche generalmente vanno seguite e coccolate come le auto moderne, cioè dopo una gara te le devi controllare tutte, perché fra l'altro appunto le scocche hanno 40 anni, 50 anni, però appunto è utile saperci lavorare, magari di saldatrice, di tornio eccetera. Sì, bisogna tenerle qua faccio Gaio, che sono due reucci dello spettacolo, sono bravissimi, L'equipaggio ormai che non so, nonostante siano relativamente giovani, ma sono fortissimi. Storici. Io adoro il loro modo di guidare, guarda, è spettacolo assicurato, E veramente. sembra un caso, guarda che macchina guidano. E infatti vedi un Cadet GTE, che poi sapete che si declina sempre al maschile, un Cadet, è una Cadet GTE. Vabbè, GTE. Sì, sono delle macchine che poi wow. Secondo me è così che vanno guidate. Quando, ti ripeto, quando avevo 15-16 anni e le vedevo correre come auto moderne, le guidavano così. Vedi? Vanno guidate assolutamente così. Io mi ricordo che quando qua c'è qualcuno con la motosega, quando hanno ripreso ad apparire queste Cadet, qua a Verona i primi ad averle erano Alberto Zerbinato e Luca Catilino, e le guidavano così le macchine, davano molto spettacolo. Che poi fondamentalmente, se noi andiamo a guardare la classifica, addirittura anche Vittorio Policante, scusa, è stato uno dei primi a usare la Cadet GTE e anche lui con una guida molto spettacolare. Certo, andiamo a trovare la macchina a 4 ruote motrici attorno alla 10ª posizione. Quindi vuol dire. Ma Costenaro, la Sierra è 2 ruote motrici allora? Quella di Costenaro penso di sì, che sia un posteriore. Vedi? Però vedo anche che la Galant, che dovrebbe essere la regina qua in cima, con un 4 ruote motrici così veloce, una vettura dato che andava fortissimo, è sopravanzata da 6-7 vetture a 2 ruote motrici. Quindi vuol dire che l'impegno a guidare un attrezzo del genere è sempre molto provato. Ma poi sai, mi ricordo che anche ai tempi delle Delta, ad esempio, di Biasion, di Oriole, eccetera, al Tour de Corse, ad esempio, c'era gente come si chiamava, Chatriot, oppure Bernard Beguin, spero di pronunciarlo giusto, che con le M3 gli stavano davanti. Cioè, su certi terreni le 2 ruote motrici vanno bene.
c'è niente da fare. Anche qua da noi c'era Zanussi che adesso guarda, sono passati troppi anni, però mi pare che in certi rally tipo al Salento, che era tutto asfalto, o adesso non ricordo, in alcune gare anche al Due Valli se la giocava con un M3 ufficiale Pro Drive. sì, però era due ruote motrici, c'erano i vari chi c'era ai tempi con le Delta? C'era Bossini con la Delta che sicuramente non era fermo. Vedi qua, la regolarità ha un pregio tra le altre cose di far usare auto che nei rally, almeno qua in Italia, non avevano mai avuto un grande seguito, tipo le BMW 320, 323. Io ricordo a Verona c'era il compianto Carletto Viviani che usava la BMW 323 e andava anche forte. Però a parte lui, a parte un certo Barbieri in Lombardia, le BMW 323 o 320 non si vedevano. Con l'arrivo della regolarità sport, certe auto sono state riprese in mano. Rispolverate, ritirate fuori dai garage perché? Più che altro create proprio ex novo, perché erano divertenti, insomma. È per quello che mi dispiace un pochino che, vabbè, comunque non è il momento di contestare magari, anzi merito, tornando a rally, io veramente un gran plauso a Vittorio Policante e a chi con lui organizza queste gare, perché veramente, cioè, ci sono quasi 100 iscritti e è veramente un divertimento, l'adesione degli equipaggi è notevole. C'è l'occasione di vedere auto che altrimenti resterebbero chiuse in garage ed è un peccato, e io vedo che pubblico ce n'è tanto, segno che queste auto continuano a piacere alle persone, piacciono, non c'è niente da fare. Difatti noi abbiamo adesso la classifica della quarta prova, praticamente il ricominciare del Giro delle Tre Prove per la seconda volta, M3, Sierra, M3, una Porsche, un 131 Abarth e poi la grande 037. Quindi macchine, abbiamo nella zona alta della classifica il gota tecnico di allora. Ma sai che mi vengono in mente quei rally l'anno più o meno 86-87, quando venivano giù gli squadroni di M3 a Verona con Zenere, Dalla Pozza, Pianezzola, poi c'era anche dei locali, perché c'era scusa, ma c'era Zumerle con l'M3 che andava fortissimo, che al debutto con l'M3 ha fatto l'assoluto a rally d'autunno di non mi ricordo più che anno. Cioè, tutte queste M3 sono un bel tornare indietro nel tempo, anche le Sierra. Chi c'era con le Sierra, gruppo A che andava? Maioli mi sembra, Frezzato di nuovo. Insomma, poi è bella questa commistione tra BMW M3 e 131 Abarth, cioè due generazioni a confronto che sono lì magari con una piccola differenza. Secondo me è una delle cose che contribuiscono al fascino dei rally per auto storiche. Cioè metterli insieme, a me dispiace che non ci siano, che ne so, più o addirittura almeno qualcuna delle 124 Abarth, qualche Fulvia HF, perché lì veramente sarebbe completo. Ecco, la differenza che ho notato con i rally storici all'estero è che lì prendono in considerazione veramente tutto un parco macchine che va dagli anni 60 fino agli anni 90, per cui appunto le Volvo, le 124, le Ford Escort MK1, le Escort MK1 ad esempio ci sono anche qua, ma sono pochissime. C'è Rino Muradore di Udine, mi sembra che ce l'ha, c'era fino a qualche tempo fa quella azzurra, Pollini, non mi ricordo, però ecco. Però lì ritorniamo al discorso che di certe vetture trovare i pezzi è molto difficile. Però guarda, nella fattispecie delle Ford Escort si trova assolutamente tutto. Se tu vai sui siti britannici trovi tutto. Infatti mi hai rubato la parola di voi, stavo a dire in Inghilterra. In Inghilterra addirittura fanno le scocche ex novo, fanno proprio tutto. Per quanto riguarda le Opel, siccome sono un curiosone, io adoro passare le ore su certi siti internet di pezzi di auto d'epoca, e si trova tutto anche per le Opel. Ti dico, è paradossalmente più difficile trovare la testata per una 124 che non la testata per una Kadett GTE, un po' perché all'estero, non voglio fare polemiche di alcun tipo, però all'estero hanno continuato, quando un'auto scadeva di omologazione, continuavano a usarla negli appositi gruppi F eccetera, per cui si conservava un po' tutto. Da noi, quando scadevano di omologazione, le auto sparivano, se ne dimenticava l'uso e i pezzi o finivano al macero.
Per cui adesso c'è la caccia disperata, chi per dimenticanza o per volere ha conservato qualcosa, e allora salta fuori appunto la serie di pistoni, la testata, si trova, però appunto si trova di più le cose per le auto straniere, perché all'estero le auto si continuava ad usarle, mica per altro, le usavano, per cui i pezzi si ritenevano, era frutto di, era utile insomma fare così. Poi anche un'altra filosofia, io intanto guardo dei bellissimi filmati di adesso, dei rally amatoriali che fanno in Scandinavia. Oh mamma mia, non me ne parlare perché li guardo con un'invidia. Lì corrono veramente con tutto, anche con la macchina del fornaio, Sì. ma pur di correre. Sì. La Volvo Polar Station Wagon, che tutto è fuorché è un carro armato incredibile, ma tutto è fuorché è una macchina da rally. Ma guarda che è vero, perché quando io arrivai al primo Valpantena, che fra l'altro era una regolarità, non rally, con la mia 124 Special, una berlina praticamente, tanta gente la guardava, faceva la risatina, diceva la macchina di mio nonno, la macchina di mia zia, perché tanti non sapevano neanche che aveva corso in passato. Poi pian pianino hanno cominciato a dire però sta qua è quella dell'anno scorso, quella è, e cominciava a piacere. Perché qua c'è, adesso non voglio definirla spocchia, c'è un po', difatti io ho timore con l'avvento delle nuove auto storiche che spariscano quelle più vecchie, perché c'è, diciamo qua in Italia, il costume, non dico che sia sbagliato, c'è la rincorsa all'auto più prestazionale, più competitiva, mentre come ti dicevo prima, vai in Scandinavia, vai nel nord Europa, ma vai anche in Francia, in Germania, e trovi anche le Ascona a 4 porte che corrono. E allora io prendo spunto dal nome del tuo sito, si potrebbe fare la categoria 60, 70, 80 e 90, in maniera da differenziare... Fare 4 siti diversi? No! Nel rally la categoria... Categoria 60. Fino al 69, sì, ma vedo che adesso il sito è un po' fermo, perché sai, all'inizio c'è stato l'entusiasmo, tanta gente che pubblicava le foto, le cose, adesso magari si disperderebbero troppo quelle energie che vengono convogliate nell'insieme del gruppo, ecco. Però insomma potrebbe essere anche un'idea comunque. Ecco, comunque appunto la mia paura è che con l'avvento, perché adesso si dice che tra poco tempo arriveranno nelle storiche le Clio, ad esempio. Ragazzi, se arrivano le Clio, che magari è giusto come tempi. Ti dico, storcevano il naso quando penso una ventina d'anni fa vennero incluse nelle storiche le Kadett GTE o le 131, e i più anziani storcevano il naso, dicevano queste non sono auto storiche. Le auto storiche sono le Fulvietta 1200, le Jaguar, le cose. Per cui probabilmente io sto facendo lo stesso ragionamento che facevano quelli che hanno 20 anni più di me, quando 20 anni fa venivano incluse le Kadett e le Ascona, che da alcuni non erano considerate auto storiche, ma semplicemente auto vecchie. Però io non la vedo così, perché erano molto diverse dalle a parte che se la federazione allora si fosse decisa a fare le scadute omologazioni, cosa che ha fatto molti anni dopo con un colpevole ritardo, magari le Kadett avrebbero corso insieme ad Ascona ed Escort nelle scadute omologazioni, restavano nelle moderne. Io farei una differenziazione netta. Young Timer. Timer. Fare due categorie fino a un tot storiche e poi nei concorsi di auto d'epoca si fa ed è una bellissima idea, perché la Young Timer, che non è più l'ultimo modello, però è una vettura magari di 10 anni fa, di 15 anni fa, ha un suo perché, ha un suo dire, però non può essere parafrasata alla vettura di 30 o 40 anni fa. Cioè, la Kadett GTE non la puoi mettere insieme alla Kadett GS6 16 valvole, perché sono due macchine completamente, anche se una ha sostituito l'altra, però non lo so. Salti generazionali proprio che creano uno scalino. Guarda, io ti dico, secondo me, io sono nessuno, secondo me le auto storiche dovrebbero arrivare al massimo fino ai primissimi gruppi N, A e B, cioè fino a quando c'erano le prime Ritmo 130, le ultime Opel Ascona 2000, le primissime 037, le prime Ascona 400, le prime gruppo B, diciamo, 84, via. Poi basta. Poi Young Timer, e le Young Timer creare un mondo, io non lo so se associarle alle storiche o alle moderne, come appunto accodate alle moderne. Forse
Non lo so, però secondo me le vere storiche, anche per fare in modo che non spariscano, perché il mio timore è che spariscano presto o tardi, farle arrivare fino ai primi 84, fino al neonato gruppo NAB. Però dopo basta. Dopo basta, perché già vedere le Subaru, che mi piacciono perché sono bellissime, però uno che ha la possibilità economica, magari giustamente dice: senti, io posso permettermi la Subaru Impreza storica, ma perché mai dovrei andare a sbattere una 037 o una Stratos, che magari costa di più? Non lo so, io vedrei un po' i regolamenti, dalla gomma alle categorie. Io addirittura farei una sorta di rally sprint, se potessi, per far correre le storiche, ma con una limitazione fino ai 2000 di cilindrata, per dire rally, una sorta di per fare in modo che le Cadet o le Manta possano puntare alla vittoria, cioè togliere però sai, sono tutti discorsi un po'. Andrei a guardare un po' nel passato per ragionare in termini di presente, perché quando ero ragazzino io c'erano i rally di seconda serie e lì potevi correre con le auto fino a 2000, però esistevano le Porsche e le Stratos, però si correva massimo con i 2000 gruppo 1 oppure con gli speciali fino a 1800, che erano le Fulvia, le Alpine 110, le 124, che era il territorio di caccia per quelle auto ormai vecchie, poco competitive nei rally nazionali, ma per cui sai, secondo me tante cosucce si potrebbero rivedere, ma non per scontentare, per accontentare più gente possibile, per incentivare più gente a incrementare questo mondo di praticanti, perché c'è tanta gente che vorrebbe correre, però dice: ma dai, ma chi me lo fa fare? Vado a correre con la Sinca 1000 che poi mi fanno nero perché ci vuole la gomma, quella che è così, ecco. Però sai, poi salta sempre fuori quello che ti dice: guarda, correre costa, è sempre stato caro e non te lo ordina il medico di correre, per cui questo è il gioco, se ti vai così, se no niente. Però secondo me è sbagliato, perché è vero che non me lo ordina il medico di correre, però è anche vero che non fai dispetto a nessuno se permetti a più gente di correre. Certo, e poi vai a liberare degli squilibri, non degli equilibri. Guarda, scusa se ti trovo, ti faccio un altro esempio. In Francia, 30 o 40 anni fa, già si correva col gruppo F, che può piacere o non piacere, era un gruppo che racchiudeva tutte le auto scadute, preparate anche senza seguire pedissequamente i regolamenti, per cui un po' di fantasia. C'erano le Sinca Rally 2 alle quali montavano il motore 1600, le Alpine 110 con il motore della Fury 2000, Cadet con il motore 2.4, gruppo F. Queste auto correvano 30 o 40 anni fa. Cosa succede? Che adesso nelle storiche in Francia considerano storiche anche le gruppo F che correvano 30-40 anni fa, perché dicono: correvano 40 anni fa, hanno diritto ad avere pari dignità. Per cui potrei anche sbagliarmi, ma quanto ne so io, adesso nei rally storici francesi corrono i gruppo F storici. Per cui questi uniscono divertimento al divertimento, ed è la mentalità di chi dice: c'è la gente che vuole correre con queste auto, perché dobbiamo dirgli di no? Facciamoli correre. Perché bisogna scontentarli? Ma è la stessa cosa che fanno in Gran Bretagna, dove vedi le escort con motore della Vauxhall del 16 watt. Adesso sto andando un po' fuori tema, ma è per tornare a questo discorso di ampliare la platea anche nelle storiche, magari rivedendo un pochino certi regolamenti. Anche perché comunque questo farebbe sì che l'elenco degli iscritti fosse ben rimpolpato e gli organizzatori potessero contare su numeri importanti per poter ammortizzare le spese e fare delle manifestazioni molto belle. Credo che se Vittorio, anziché avere 100 iscritti, ne avesse 200, sarebbe molto più contento. Non si farebbe male a nessuno. Ci sarebbe più gente che si diverte, magari più ragazzini che, alla luce di regolamenti un attimino più semplici, tra virgolette, perché poi non è mai comunque semplice, però un pochino più semplici. Tanti ragazzini direbbero: dai, senti, c'è il 127 chiuso in garage, dai che lo prepariamo, dai che ci buttiamo, proviamo. C'è il 131, 4 in Svezia, le gare che dice Vita in Scandinavia, ma usano veramente di tutto, ma non stanno lì a dire: oh che ridicolo questo con questa macchina. Ho visto le Volvo 343. Sì, ma quelle con cambio automatico magari, quelle che qua le chiamavano auto da disabili. Ho visto delle DAF. Le DAF variomatic. Cioè, a me piace molto perché mi faceva molto, però è veramente un coraggio da leone guidare in cima con delle carriole del genere. Sì, poi vedi anche auto che magari ci fanno sorridere, le Trabant, le Wartburg, che poi comunque
innalza il livello di amatorialità, perché come dicevi tu si estende un po', Sì. si allarga. Sai cosa? il Che parterre. certa gente, adesso passami la frase, perde un pochino la vergogna e decide di buttarsi nel giro e di dire: senti, se corre quello lì con quella macchina, a sto punto lo faccio anch'io. O la vecchia 125 del nonno, che comunque ce n'è qualcuna in giro, sono gran belle macchine per me. Però c'è quello che dice: ma no, dai, alla fine dice: ma sì, dai, lo faccio O anch'io. almeno dice provo, una volta provo, poi magari viene contagiato dalla passione E dice: ma sì, dai. e ritorna. E o comunque anche avere in un rally come questo, facciamo un esempio, anche una ventina o una trentina di occasionali, Sì. perché abitano qua, però quella volta tirano fuori la macchina. Ma guarda, io fa molto gioco. sono uno di quelli che, adesso non so quanti rally ho fatto in vita mia, però per me era, a parte 2 o 3 gare tra Mantova e il Veneto, io ho sempre corso a Verona, cioè io ero quello che faceva la licenza per fare l'allora rally di Bardolino, rally del Veneto, e per fare il Due Valli. Basta. E a me andava benissimo così. Cioè, adesso, quando c'era la regolarità sport, io facevo la licenza per fare il Valpantena. Hanno cancellato il Valpantena e non faccio più la licenza. Punto. Cioè, ripeto, scevro la polemica, il discorso, non voglio stare lì. Sì, Però dico, è come dici te, cioè c'è tanta gente che la licenza la fa per fare 1 o 2 gare a casa. Difatti io 3 o 4 anni fa, al nascere del nuovo autodromo di San Martino Sì. al Lago, tra l'altro abbiamo l'onore adesso di ospitare il mondiale Superbike, quindi significa che si è lavorato abbastanza bene, avevano fatto per un certo periodo, nell'arco di 7-8 mesi, 2 o 3 gare amatoriali, e io mi ero preso una macchinetta prestatami da un amico ed ero andato a farle. Vedi? Cosa che adesso non è più. Poi sono andate a decadere, gli organizzatori non hanno avuto probabilmente il riscontro che dovevano, però anch'io avevo tirato fuori la vecchia macchinetta di un amico e c'ero Vedi? andato e mi ero divertito. Vedi? Cioè, Vedi? è anche quel senso di estendere una platea più larga. Ma vedi, quando ti parlavo di fare anche dei mini rally riservati magari alle storiche fino a 2000 di cilindrata, e parlavo di semplificazione dei regolamenti, dire facciamo delle mini gare che magari, io ricordo a Verona si faceva, grazie alla VR Rally, si faceva il trofeo Benvenute Calzavara, era un rally di seconda serie, ma lì praticamente facevi, se non facevi tutto in una giornata poco ci mancava, perché facevi le verifiche nel giro di 2 ore, facevi 6 speciali, 8 speciali di 2 km l'una, pomeriggio arrivavi, premiazione, la sera eri con le gambe sotto al tavolo e ti mangiavi la pizza con gli amici. Cioè se si potessero fare mini gare di questo tipo, magari senza chiedere l'esasperazione burocratica, ecco, ad esempio fare queste gare senza l'obbligo del come si chiama, l'HTP, della fish fee, cioè avere solo la fiche d'omologazione che richiedi con 30 euro alla federazione, basta, passaporto tecnico lascia perdere, un documento, e addirittura fare come in Gran Bretagna, licenza per una gara, 30 euro, cioè se le fanno all'estero perché non le possiamo fare noi? Tu fa conto, licenza giornaliera, un documentino banale per la macchina, sistemi di sicurezza, 4 gommette. roll bar, ma anche quello dell'epoca, 38 mm, se non si piegava negli anni 80 perché deve piegarsi a gomme stradali, limite alle 2000 di cilindrata, basta, fine, e vai a correre così. Io penso che ci sarebbe un innalzamento, ecco, non farebbe male a nessuno e accontenterebbe tanta gente in più questa cosa, capito? Senza questa cosa di dire no, ci vuole il serbatoio, la cosa, beh, cioè... per carità, poi tanto magari mi sembra che nel Regno Unito addirittura facciano firmare alle verifiche uno scarico di responsabilità all'organizzatore, cioè motorsport is dangerous, io mi assumo la responsabilità di quello che combino, se mi viene un infarto mentre guido la colpa è mia, lo so che è un po' infantile, però rendere le cose più semplici aumenta sempre la platea, insomma, senza scadere nella cosa circense, nella cosa pericolosa, però fare... Comunque il buon senso deve prevalere a tutte le maniere. Cioè, non andrei mai io a correre con un'auto che ha le venature di ruggine sul pavimento, avrei paura, insomma, alla mia età, non è che magari poi c'è il pazzo che lo fa, però le verifiche antegara te la guardi la macchina, magari che ne so, obblighi le auto a essere prive della moquette, così puoi vedere, adesso dico un'ingenuità, capito? Sì, ma è solo per comunque far un capire. controllo tecnico che garantisca la sicurezza della manifestazione. Sì, perché quando qua non esistevano le scadute omologazioni, io ero andato a fare il Rally dei
Casteglia San Marino, che lì c'era la calata degli Uni. Siccome si correva con le auto scadute, dal Veneto partivamo, Padova, Vicenza, Veronale, e lì la macchina, correvi con... Io mi ricordo che quando erano ormai vetuste, c'erano ancora le Simca, le Opel Ascona 1009, cioè auto che avevano magari 30 anni, però le controllavano, le guardavano, le battevano, le Certo. muovevano, cioè dicevano vediamo se la macchina è sicura. Tanto sì, Capito? l'integrità della vettura in maniera da avere un certo livello minimo di sicurezza, se non altro. Quando in quel periodo io mi ricordo che mandavo le lettere ai mensili di rally, dicevo perché non le facciamo correre anche qua in Italia, le scadute? E rispondeva gente del calibro di Tabaton, che faceva parte della XAI, allora diceva no, sono pericolose, quelle auto non si usano. Ma nello stesso periodo facevo correre le lanciaflammine storiche, cioè era vecchia e pericolosa una Ascona, ma non era vecchia la Lotus Elan, cioè c'era sempre, secondo me mancava proprio la volontà di accontentare determinata platea. Non so perché, però grazie al cielo poi le cose sono cambiate, ecco. Però dico anche adesso ci sarebbe modo magari per migliorare un pochino, ampliare la platea. E secondo me le storiche stanno vivendo un bel periodo comunque, perché piacciono, ripeto, piacciono agli spettatori, piacciono ai piloti. Cioè la possibilità di rivedere queste auto è veramente bella. Io ti dico, ho perso i contatti con i rally moderni. Mi è successo di restare a casa e sentivo in trasferimento in ZAI le auto moderne che facevano il Due Valli. Questo mi è successo 3 anni fa. Non volevo muovermi da casa. Quando sono le storiche mi muovo, vado. Perché vedere un 131 Abarth per me ha un significato. Io a casa mia mi sto sistemando una 124 Spider. E poi anche il fatto, oltre che di poterla fare ancora, di poterla far vedere a gente che non l'ha mai vista. Sì, perché poi vedi, ci sono i ragazzini che le vedono e dicono Madonna che bella questa macchina. Restano affascinati anche perché obiettivamente sono belle, certe auto sono belle. Sì. Adesso non ti dico che ne so, quelle squadrate tipo quella che avevo io, la 124 Special, però una Stratos, una Porsche, una 037, anche solo per il rumore che fanno, ragazzi, torniamo al rumore, cosa di cui parlavamo prima. Certi rumori sono... Intanto nelle ultime prove sempre un grande predominio di Tezza Merzari, Lovisito Crasso in seconda posizione, Costenaro Zambiasi che si tengono sempre nella zona alta, Patuzzo Martini, Panato Geglio, Sordi Zambelli, Menegoli Zambelli, Snicchi e Lotto Bellar con la 037 che è sempre un gran bel vedere. La Galant che sembra aver perso ancora un'altra posizione, Franchini. Deve essere difficilina da guidare. E secondo me neanche troppo leggera. Se non mi sbaglio ha anche le ruote sterzanti dietro quella macchina. Guarda, potrei dire una vaccata, però mi sembra che... Dovrebbe essere l'antesignano delle Evo. Ecco, lì entri nel periodo in cui ho smesso di seguire i rally. Delle Evo, che erano 4 ruote sterzanti. Guglielmi Marconi, Pasetto Giacopelli, Voltolini. E poi andiamo a vedere qualche GTV, si cominciano ad avvicinare al gruppo di testa le Ritmo, che sono sempre un bel... Chi c'è con la Ritmo? Fiocco Dusi. Ah, mamma mia, Fiocco piede pesante. Fiocco Dusi che viaggia in 14ª posizione. Pensa che quella Ritmo l'ho vista correre anche quella lì, proprio quella lì quando era una macchina moderna, che facevano un sacco di rally sprint. C'era Ciresola a quei tempi che la usava. Questa è la PS4 Zimbar e andiamo verso la 15ª posizione, Gazzato Sbalchiero con la Delta integrale, le Cadet, i 205 Rally, la GTV di Baghin Reniero, anche quella è un'altra un po' incompiuta perché nel momento del suo massimo fulgore poi venne assorbito tutto il budget della Formula 1 con Bruno Giacomelli e purtroppo è una macchina che rimase lì. Riuscì a vincere un campionato di gruppo 2 con Pregliasco, mi sembra, nel 78 forse. Vado a memoria, sai, ormai è passato qualche annetto. E poi la usò anche Ormezzano. Ma poi ci furono le turbo guidate da Pregliasco e da Verini che avevano quel rumore quando mollavano l'acceleratore, le turbo delta. Sì. Eccola, l'ultima auto che passa, la Mini. Ce l'ha la mia amorosa la Mini, che tra l'altro la Mini è una delle vetture, come dicevo questa mattina, è l'unico rarissimo caso in cui una vettura per 3 volte è diventata un instant classic, di solito ne diventa 2. È vero, perché uno quando uscì
e vinse tutti i premi di design internazionale dati a Alec Issigonis, Issigonis. e il genio che inventò sta macchina nel salotto di casa col gesso per terra, la sagoma così corta di 303 cm. Poi la nuova rieditazione della BMW, quando BMW ha acquisito la macchina, è diventato un successo mondiale, e poi dobbiamo dire anche la parte più godereccia, ovvero che è la macchina di Mr. Bean. quindi salutiamo i nostri spettatori, ringraziamo per questa bella È stato un chiacchierata. piacere, è stato un piacere. Ci rivediamo alla alle prossima. 17:23, quando avremo un'altra schiera di ospiti per terminare nel migliore dei modi questo bellissimo rally del Veneto.